Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a un altro appuntamento con Sveglia Trieste che vi terrà compagnia fino alle 10. Gli ospiti che saranno accanto a me dalle 8 alle 9, Paolo Menis, coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle, quindi Giorgio Cecco di Idea Giuliana. Come sempre leggeremo il Piccolo e il Corriere della Sera, vi faremo rivedere alcuni dei nostri servizi che sono andati in onda ieri, il numero di telefono a cui intervenire è 040 977 8910, svegliatrieste@tele4.it e l'indirizzo di posta elettronica. Cominciamo subito con il meteo. Sull'Italia nei prossimi giorni, dice la situazione generale, continuerà l'afflusso in quota di aria fredda e piuttosto umida proveniente dal nord Europa, che determinerà tempo incerto e temperature inferiori alla norma del periodo. Per oggi cielo in genere poco nuvoloso al mattino, dal pomeriggio maggiore nuvolosità, specie sulla zona montana. Per domani cielo generalmente variabile con possibili rovesci o temporali più probabili eventualmente al mattino sul Carso e Trieste e nel pomeriggio su monti e pianura. Sulla costa soffierà bora moderata, per domenica invece cielo generalmente variabile con venti moderati da nord-est, nel pomeriggio possibile qualche precipitazione ad ovest, temperatura ancora sotto norma. Iniziamo però dall'attualità stretta, nel senso che come si prevedeva, Israele ha attaccato l'Iran, attacchi anche a sud della Siria, gli Stati Uniti, da noi nessun ok. Allora, Israele ha sferrato, lo leggiamo dalla pagina online del Corriere della Sera, Israele ha sferrato il contrattacco sull'Iran all'alba di oggi. Nella notte tra sabato e domenica l'Iran aveva lanciato contro Israele un attacco con centinaia di droni e missili. L'amministrazione statunitense ha fatto sapere di essere stata informata ma di non aver approvato alcuna risposta. Teheran ha minacciato di mettere in campo un'arma mai usata prima nel caso di un contrattacco israeliano, questo però ancora prima, e intanto la guerra tra Israele e Hamas continua, è giunta ormai al 189esimo giorno, 33.899 i morti a Gaza, 75.933 i feriti dal 7 ottobre, poi sulla pagina online del Corriere della Sera e anche su quella di Repubblica c'è proprio tutta la cronaca anche dell'attacco e anche delle eventuali reazioni. Secondo gli analisti della CNN, l'attacco in Iran attribuito a Israele è stato limitato e rispetta le sollecitazioni statunitensi ed alleati per non aumentare la tensione nella regione. La loro previsione è che Teheran non risponderà. Intanto c'è allora Israele è impegnata a valutare gli effetti dell'attacco, lo ha riferito l'emittente televisiva ABC News. Gerusalemme sta raccogliendo informazioni in merito ai danni inflitti e alla risposta delle forze aeree iraniane. Le forze di difesa israeliane hanno respinto una richiesta di commenti da parte dell'emittente televisiva. Allora, andiamo invece a vedere la prima pagina del Piccolo di oggi. Allora, titolo centrale: scuola, le nuove regole, l'atteso ok della Camera, cosa cambierà dal voto in condotta ai giudizi alle scuole elementari, multe a chi aggredisce i docenti, gli insegnanti. Ora, non dovrebbe essere nostro compito commentare, però insomma ogni tanto qualcosa consentiteci anche di dirla. Qui nuove regole certamente per quanto concerne il voto in condotta, per quanto concerne tutte le problematiche che sono emerse in questi giorni, giudizi al posto dei voti, voti al posto dei giudizi, per certi aspetti non se ne può più, bisogna che la scuola abbia il coraggio di mettere mano ai programmi, perché altrimenti sarà soltanto un esercizio così, anche sterile, che ogni governo più o meno nuovo si metterà a fare. Bisogna bisogna mettere mano ai programmi, inutile, verrebbe da dire, quasi perdere tempo con queste cose. Allora, una parola imperfetta come la pace
è il titolo della etica minima di questa settimana del professor Rovatti. Poi per quanto riguarda la cronaca, Piazza Goldoni e i casi di violenza, qui girano coltelli, dietro la maxi rissa al giardino pubblico uno sgarro fra stranieri. Il ritorno al Rocco dell'Unione Rebus playoff, ultimi ritocchi al campo dello stadio in vista della partita di domani. Questo poi ci occuperemo anche più avanti nel corso della trasmissione. Vediamo insieme la prima pagina del Corriere della Sera. Europa tra accordi e tensioni, Meloni spero che a giugno l'Unione sarà diversa, Draghi ai vertici per ora è pura filosofia, dal G7 passi avanti su contraerea a Kiev e sanzioni, scontro sul mercato unico. C'è la notizia della candidatura con Verdi e Sinistra per Ilaria Salis, la italiana che è detenuta in Ungheria, in carcere. C'è un'intervista con non so se è la moglie, ma comunque, no, la moglie, sì, di Michele Ferrero, quindi c'è tutta un'intervista sul fondatore, insomma, dell'azienda. Poi c'è il caffè di Gramellini che come sempre merita una lettura. E allora, il titolo è Senza una donna. Boh. Guardateli, si sono messi in posa per noi, 10 maschi mediamente attempati e rigorosamente incravattati. Sono i nuovi consiglieri di amministrazione dell'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, riuniti attorno al presidente Robert Giovanni Nisticò. In continuità con il precedente consiglio spicca il numero delle donne, 0. Le avranno sicuramente cercate battendo la penisola palmo a palmo, senza però riuscire neanche stavolta a scovare una ricercatrice, una farmacista, una direttrice sanitaria in grado di meritarsi uno strapuntino nella foto di gruppo. La legge impone la presenza di entrambi i generi solo nelle società della pubblica amministrazione e in quelle quotate in borsa. Non appartenendo a nessuna delle due categorie, l'AIFA è libera di ripercorrere uno schema consolidato nei secoli. Se togliete il tavolo di design e i teleschermi alle pareti, sembra l'immagine di un consiglio di amministrazione del 1800. A chi stesse pensando che è solo una questione di forma, andrebbe ricordato, come ha scritto Elisa Messina, che il precedente CDA a sesso unico bocciò la possibilità di passare gratuitamente la pillola anticoncezionale in farmacia e a tutte le donne. L'unica novità di questa foto non è dunque la foto in sé, ma il fatto che finalmente ci fa effetto vedere una stanza dei bottoni riservata soltanto ai maschi. Nulla è cambiato, ma almeno stavolta noi ce ne siamo accorti. Loro, chissà, di sicuro non se n'è accorto chi li ha nominati. Abbiamo anche già delle mail, allora c'è la mail di Giorgio Marchesic che ci ricorda che domani alle 15:30 nella sala maggiore di via Fabio Severo 14 il Centro Internazionale Studi del TLT per far conoscere ai cittadini di Trieste quali sono i loro diritti, organizza un'assemblea pubblica in cui saranno ospiti Vito Potenza, Giorgio Marchesic stesso e Paolo De Ganuti, autore del libro 2027, La guerra per il Porto Franco di Trieste. Ancora il signor Nevio Tull, leggiamola. Buongiorno, sveglia Trieste, il grande presidente Pertini nel 1949 votò contro l'adesione alla NATO. Diceva sono contro la NATO, aveva ragione, cosa c'entriamo noi con l'Ucraina? Da quando siamo andati contro la Russia la nostra economia è diminuita, il caro vita è aumentato, vediamo sul gas e altri generi. Se alle elezioni nazionali il 60% dei cittadini non va a votare, credo che aumenterà il non voto per l'Europa. E questo è quanto scrive Nevio Tull. Poi vediamo, ce n'è ancora due per dire la verità. Questa è lunghissima, riguarda il caso Salis. E
Poi ce n'è ancora un'altra che dice, molto contenta questa persona del fatto che molti giovani chiamano anche, che anche molti giovani chiamano Sveglia Trieste. Allora, andiamo avanti, partiamo con la lettura del Piccolo, saltiamo le pagine immediatamente successive alla prima. C'è subito l'attualità con i nodi della politica, Meloni su Draghi, ora è filosofia, la Premier in Unione Europea punta a cambiare la Presidente del Consiglio, parla a margine del vertice a 27, sulla corsa di Draghi decidono i cittadini. L'asse consolidato con von der Leyen è destinato a reggere ancora un po'. Scendiamo. Sul mercato dei capitali manca una visione unitaria. Il governo sul fine vita è scontro, il governo ricorre al TAR contro l'Emilia Romagna. C'è anche una tabella sulla situazione in Italia per quanto riguarda il fine vita e poi appunto Salis corre alle europee, sarà lei la candidata di AVS. Allora, la riforma dell'istruzione, eccola qua. Dunque, maturità, credo sia questa, sì. Primo scritto 19 giugno, secondo scritto 20 giugno, prova orale a partire dal lunedì successivo al secondo scritto. Quindi, insomma, basta insomma, Le materie, dopo 5 anni è tornato il greco al liceo classico, confermato il compito di matematica al liceo scientifico. Sono 51.000 gli studenti nelle 5 classi delle superiori del Friuli Venezia Giulia, 2.592 il totale delle classi. Entro il 12 aprile presidenti e commissari dovevano rendersi disponibili a far parte delle commissioni di esame. Allora, con il 5 si verrà bocciati. Il vero spartiacque per gli studenti delle superiori è l'otto in condotta. Se non si supera questa soglia si possono perdere fino a 3 punti di credito scolastico, punteggio che va a confluire direttamente nel voto finale della maturità. Maxi multe agli aggressori, ritorna il voto in condotta alle medie e alle superiori, disegno di legge approvato al Senato, ora alla Camera. Le novità del ministro Valditara, oddio, è saltato tutto quanto, figuriamoci se riesco a recuperare, forse sì, con molta pazienza, eccoci dai. Allora, vediamo queste novità. Dunque, allora, voto in condotta torna anche alle scuole medie inferiori, con il 5 lo studente bocciato, alle superiori con il 6 in condotta debito formativo, se non si supera l'8 in condotta si perdono 3 punti di credito che incidono sulla maturità. Sospensioni, no allontanamento da scuola, ma obbligo per lo studente di partecipare ad attività scolastiche di riflessione e verifica finale da sottoporre al consiglio di classe, quindi carte in più. Sospensione di più giorni, lo studente dovrà partecipare ad attività di cittadinanza solidale. Scuole elementari, valutazioni e giudizi sintetici, non numerici. Aggressione a professori, stretta su chi compie questi gesti e multe fino a 10.000 euro. Qui ci parla anche dell'esame di maturità, però appunto niente da fare per quanto concerne i programmi. Allora, passiamo ad altro. Lo Stato ebraico, qui è superato questa pagina dai tempi. Vi ricordo che Israele ha attaccato in ritorsione l'Iran. I 7 grandi a Capri uniti sulla contraerea, Kiev non può perdere. E poi siamo già alle pagine di esteri più vicine a noi. Istria e Quarnero continuano a premiare il centro-sinistra, Radin ancora in sella con 971 voti e deputato per la 10ª volta. Gli alpini di tutta Italia in maggio a Vicenza, la Dunata della Pace e della Solidarietà, attesi in 70.000
del Veneto e del Friuli Venezia Giulia per le 3 giornate, in moto la macchina organizzativa. Andiamo ancora alle pagine dell'economia. Confindustria, la squadra di Orsini, competente e vicina alle imprese. Qui, come potete vedere, almeno rispetto a quello che scriveva Gramellini, le donne sono 1, 2, 3, 4. Dovremmo essere arrivati adesso le pagine dei commenti, e che precede poi quella appunto di Trieste. Un ostello da 100 posti apre in piazza Casali, cresce l'offerta low cost. È una questione questa di un ostello per giovani, che è molto sentita anche nel comparto alberghiero. Dice un esperto di viaggi per le scolaresche: la città è meta sempre più scelta ma poche possibilità. Andiamo al Corriere della Sera, vediamo le pagine interne, di che cosa si occupano, anzi non vediamo, dobbiamo reimpostare tutto. Allora, emergenza Patriot a Kiev, armi e prestiti dai fondi russi, drammatico appello di Kuleba, l'ipotesi di usare gli interessi sugli asset di Mosca, a garanzia dei soldi all'Ucraina. L'Unione Europea si divide sul mercato unico dei capitali, sì dei grandi, muro dei nordici. Bruxelles a Londra, mobilità per i giovani. Londra se ne sta occupando proprio nei confronti dell'Italia. Spero che si arrivi ad un'Europa diversa, l'abbiamo detto già, no? Meloni, Draghi al vertice, per ora è solo filosofia. Spie russe fermate in Baviera, volevano sabotare gli aiuti a Kiev, tra gli obiettivi una base statunitense, arresto in Polonia, dava informazioni per colpire Zelensky. Qui siamo ancora all'Unione Europea dei risparmi per la transizione verde, la minaccia atomica dell'Iran tra Bibi e Biden, il nodo di Rafah, anche qui siamo oltre. Vediamo se vi sono degli aggiornamenti. Il comandante dell'esercito iraniano: nessun danno è stato causato nell'attacco notturno di Israele contro l'Iran, lo ha detto alla TV iraniana Siavosh Miandust, comandante dell'esercito iraniano, aggiungendo che il rumore sentito durante la notte a Isfahan era dovuto ai sistemi di difesa aerea che avevano preso di mira un oggetto sospetto. I media iraniani hanno diffuso immagini di questa mattina di Isfahan minimizzando i danni. Il ministro Tajani: seguiamo minuto per minuto la situazione, le centrali nucleari iraniane sono completamente al sicuro. Agenzie e TV minimizzano le conseguenze dei raid e sono state rimosse le restrizioni di volo negli aeroporti di Teheran, Isfahan e Shiraz. Dalla regia, quando volete, possiamo collegarci con la sala operativa della polizia locale. Intanto io direi che possiamo cominciare a vedere alcuni dei nostri servizi. Ieri è stata una giornata particolarmente ricca per quanto riguarda la cronaca, con episodi non solamente in città. Difatti partiamo da Monfalcone, dove un 54enne triestino la scorsa notte è stato accoltellato dalla compagna 32enne, anche lei triestina. Il tutto è avvenuto al termine di una violenta lite scoppiata fra i due.
Accoltellamento nella notte intorno alle 3 a Monfalcone in via Terenziana, al culmine di una lite tra conviventi scoppiata presumibilmente al primo piano dell'abitazione situata al Civico 47. Il ferito è un triestino 54enne, colpito in più parti con una lama dalla compagna, anche lei triestina di 32 anni. La lite sarebbe scoppiata per futili motivi e sarebbe proseguita nel giardino e poi in strada. L'uomo ha subito 3 coltellate, le più gravi vicino alla gola e alla schiena, ma un fendente ha colpito anche la mano sinistra. È stato lo stesso 54enne a contattare nella notte la polizia di Gorizia, riferendo di essere stato accoltellato. Sul posto il personale medico del 118 che ha condotto l'uomo in codice rosso all'ospedale di Cattinara a Trieste. L'uomo è tuttora ricoverato in prognosi riservata, ma non è comunque in pericolo di vita. Accertamenti sanitari anche sulla compagna, portata in ospedale a sua volta. La polizia sta ora indagando per far luce sulle dinamiche della lite, dai contorni ancora poco chiari. Non è escluso da parte dei 2 conviventi l'uso nel corso della serata di alcol oppure di sostanze stupefacenti che potrebbero aver avuto un ruolo nel grave episodio. Questa mattina, prima dell'alba, secondo la testimonianza di alcuni vicini, erano in corso rilievi nel giardino dell'abitazione da parte delle forze dell'ordine proprio nell'ambito delle indagini sull'accaduto. Siamo collegati adesso con la sala operativa della Polizia Locale, dove ci sta aspettando l'ispettore Roberto Leonardi. Grazie ispettore per essere con noi. A quest'ora le posso chiedere soltanto se per la giornata ci sono da segnalare particolari problematicità che potrebbero buongiorno essere, a voi. Intanto prima cosa, che ho un ritorno, non la sento benissimo. Bene, detto ciò, lottata tutto sommato nella norma, roba di ordinaria amministrazione per noi. Per quanto riguarda la giornata di oggi, manifestazioni particolari non ve ne sono, se non il corteo Friday for Futures, che parte, comunque il nostro personale presente sul posto, sia lì e su tutto il percorso, parte alle ore 9:30. Il percorso nello specifico è Piazza della Borsa, Corso Italia, Corso Saba, Largo Barriera, Piazza Garibaldi, Oriani, Carducci, Battisti e ingresso nella parte bassa del giardino pubblico detto Masini di via Giulia. Per il resto, per la giornata di oggi, altre manifestazioni che riguardano la viabilità ordinaria, non avrei proprio null'altro da segnalarvi. La notte è stata tranquilla, mi pare di capire. Tranquillissima, cioè ordinaria, tranquilla è un'altra cosa, ordinaria. Sì, sì. C'è una sottile sfumatura effettivamente. C'è una differenza. Allora ispettore, facciamo così, noi ci sentiamo più avanti alle 13:20 con il consueto collegamento, ove avesse bisogno di comunicare qualche cosa, noi siamo comunque a disposizione, speriamo di no perché vorrebbe dire che c'è qualcosa di serio, per cui ci rivediamo, ci risentiamo più avanti. Bene, buona mattinata a tutti quanti voi. Grazie, altrettanto buon lavoro. Salve. Allora, proseguiamo con, andiamo al Corriere della Sera, dai, poi dopo il piccolo lo riprendiamo sulle pagine più triestine. L'aborto incrina la maggioranza, sui pro vita 15 leghisti astenuti, fine vita il governo contro Bonaccini, Schlein pura ideologia. Salis candidata con Verdi sinistra, la Premier politicizzare non aiuta, il padre non è una fuga ma tutela dei diritti, Salvini vorrei un confronto tra lei e Vannacci. C'è un'analisi di Giovanni Bianconi, le regole dell'Unione Europea per la scarcerazione se l'insegnante venisse eletta, l'incognita dei giudici ungheresi, il caso recente di immunità riconosciuta a un deputato detenuto in Polonia e poi in Italia ci sono stati i precedenti di Enzo Tortora e di Toni Negri. Che è una mossa che potrebbe rivelarsi anche pericolosa per la stessa Salis, perché non è dato scontato che venga eletta, insomma. Allora, le cimici diventano referti, il linguaggio in codice di San Martino, il deputato siciliano avrebbe pagato invano 400 euro per una bonifica dalle microspie.
Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle si registra un crollo dei candidati, solo 74 donne. C'è un'intervista con Antonio Di Pietro in merito anche a questi scandali che saltano fuori quasi uno al giorno, fra l'altro. Dice Di Pietro: non è Tangentopoli, allora era un sistema e si agiva per i soldi, oggi per la poltrona. Oggi ce l'ho più con l'elettore che con l'eletto, vende per 2 lenticchie un diritto costituzionale. Ieri poi c'è un articolo di Bersani sull'Osservatore Romano, il sacerdote che vorrei. Poi partiranno lunedì 22 aprile le tribune elettorali RAI. Dopo 64 anni la trasmissione, che fu di Jader Jacobelli, esce dagli studi e va in onda da uno studio di eccezione nella sede di Roma del Parlamento europeo e della Commissione. Vabbè, insomma. Ancora Corriere: i rettori a chi contesta Israele, non siete voi a decidere l'agenda, le linee guida, gli atenei collaborano con tutti, la ministra Bernini no a zone franche. A New York sono stati fermati 70 studenti pro-Palestina e adesso poi al corteo di Milano senza il nostro gonfalone, dice la comunità ebraica, contro lo slogan dell'ANPI, che ha scelto come frase cessate il fuoco ovunque. Ciò ha causato appunto questo strappo e insomma per il 25 aprile c'è già un po' di tensione. Dunque, giallo del miliardario sparito sul Cervino, no in Russia con l'amante spia. Il tedesco Karl Erivan Haub era scomparso 6 anni fa. Poi c'è una storia, vabbè, un tralascio su Meghan Markle e il principe Harry. Maestro d'asilo in cella, bambine abusate, 33enne arrestato in flagranza, locali monitorati con le microspie, secondo caso in pochi giorni. Qui ci sono 2 storie molto, molto particolari. La morte di Mattia abbia un senso, mai più in campo senza un medico, scrive il papà del giocatore 26enne che si è accasciato per un malore durante una partita ed è morto il mattino dopo. Poi l'agente del carcere di Vercelli, deriso e isolato perché ha ritenuto gay, più del risarcimento vorrei le scuse, è stato sottoposto a una visita psichiatrica per verificare i suoi orientamenti sessuali dopo le accuse dei detenuti. A deciderlo il TAR del Piemonte, il TAR ha deciso il risarcimento, che ha accettato il ricorso dell'agente e condannato il Ministero della Giustizia a versare un indennizzo di 10.000 euro. La vicenda risale al 2022. Secondo i giudici, la scelta di sottoporre l'agente al test sarebbe stata arbitraria e priva di un valido supporto giuridico, oltre che tecnico e scientifico. Sono quasi ottocentesca per dire la verità. Andiamo ancora avanti. Il ciclone Gori riporta l'inverno, neve e temperatura giù di 20 gradi, la svolta gelida dal weekend fino al 25 aprile, l'esperto il caldo record, la vera anomalia. E poi, come dicevamo prima, così arriviamo alla pubblicità, le 2 pagine di intervista a Maria Franca Ferrero, la moglie di Michele Ferrero, che è il patrono appunto dell'azienda.
Andiamo adesso in pubblicità, poi torniamo e continuiamo la lettura del Piccolo e del Corriere della Sera e anche delle vostre mail e, se volete già, aspettiamo, in attesa degli ospiti, anche le vostre telefonate. Allora, Piccolo di nuovo, siamo nelle pagine dedicate alla cronaca triestina, torniamo per quanto riguarda la questione degli alberghi, diciamo così, per giovani, studenti e tanti sportivi alla ricerca dell'offerta, in ballo 2 opzioni ma senza più miramare. Il prezzo a notte in gita scolastica varia dai 30 ai 35 euro a persona. Restano a disposizione le realtà in Piazza Venezia e in via Val di Rivo. Vengono proposte soluzioni condivise fino a 12 persone oppure dedicate solo alle viaggiatrici. Insomma, scendiamo, sgarro fra richiedenti asilo dietro la maxi rissa di via Giulia. Poi c'è la questione di Monfalcone, Piazza Goldoni e i casi di violenza, qui gente che gira con i coltelli. Allora, occupiamoci intanto di un fatto di cronaca che è avvenuto la scorsa notte in zona Piazza Goldoni, vale a dire in via Corridoni, dove un 20enne di origine pakistana è stato appunto rapinato, l'ennesimo episodio di violenza nella nostra città. Ancora un episodio di criminalità, ancora in una zona non distante da Piazza Goldoni, ancora una volta la vittima è un giovane, ancora una volta gli autori dell'aggressione sono giovani. Erano circa le 22 di ieri sera, siamo in via Corridoni, zona Largo Barriera. Un ragazzo di origine pakistana, attorno ai 20 anni, viene avvicinato da 3 giovani stranieri, anch'essi secondo la testimonianza resa dalla stessa vittima, i quali gli sottraggono la felpa, il cellulare, il cappello e gli auricolari. Dal vicino ristorante Yoga una persona interviene in aiuto della vittima. Dopo una colluttazione i 2 riescono almeno a recuperare prima il cellulare e poi la felpa. Gli aggressori però se la danno a gambe prima dell'arrivo dei carabinieri e di una volante della polizia. Il ragazzo vittima della rapina ha rifiutato il trasporto all'ospedale. Sul posto è raggiunto anche il 118. Le indagini sono ora affidate ai carabinieri. Pochi giorni fa, la notizia è stata però ufficializzata solo ieri, un 15enne aveva subito una tentata rapina ed era stato minacciato con un coltello alla gola in zona appunto Piazza Goldoni. Controlli rafforzati in Piazza Goldoni e nei luoghi più caldi della città. Oggi vertice in prefettura per affrontare il disagio giovanile. Lo ha detto a Tele4 il questore Pietro Stuni, intervenendo appunto su questi episodi di risse e accoltellamenti in città. Un fenomeno in aumento sul quale le forze dell'ordine stanno ponendo la massima attenzione. Vediamo allora il servizio. Voi sapete che Piazza Goldoni è forse una delle zone più attenzionate della città. Abbiamo e tuttora stiamo facendo dei servizi straordinari in quella zona. Se voi passate di pomeriggio e di mattina trovate quasi sempre un mezzo o della Polizia di Stato o dell'Arma dei Carabinieri. Il questore Pietro Stuni parte dall'ultimo episodio in ordine di tempo, la tentata rapina a un 15enne sotto la minaccia di un coltello, per spiegare il potenziamento dei controlli antiviolenza da parte delle forze dell'ordine in Piazza Goldoni e non solo. Poi c'è una pattuglia dell'esercito che sta facendo delle vigilanze dinamiche che coprono Piazza Goldoni, Largo Barriera, Piazza Garibaldi. Abbiamo da ieri operativo un altro servizio dal militare dell'esercito nella zona di Piazza Libertà. Noi stiamo veramente, vi assicuro, facendo il massimo. Il 90% degli episodi sono stati tutti inquadrati, individuati i responsabili, denunciati. Tutti i minori stranieri non accompagnati che sono stati coinvolti in fatti delittuosi sono stati sottoposti a una misura di prevenzione che adotto io direttamente, che si chiama avviso orale.
pregiudicherà la conversione del permesso di soggiorno alla maggiore età. I presidi, anche con il supporto dell'esercito, continuano e sono addirittura rafforzati, spiega il questore, ma occorre che il disagio giovanile, del quale sono sintomo i tanti fatti di microcriminalità, sia affrontato a più livelli. Di qui l'iniziativa del prefetto Signoriello. Il prefetto nei prossimi giorni, venerdì, ha convocato un tavolo sul disagio giovanile, un tavolo che già esiste, però va riattualizzato, perché insomma su queste questioni ci dobbiamo porre parecchia attenzione. Le indagini sull'episodio di lunedì, a cura dei carabinieri, si starebbero dirigendo verso un gruppo di minorenni di origine magrebina che frequenta abitualmente la piazza e il locale fast food, come pure la Scala dei Giganti, già teatro di numerose aggressioni. Problema nel problema la facilità a trasformare in armi pericolose oggetti d'uso quotidiano. La storia dei coltelli. I coltelli purtroppo li trovano facilmente anche in casa i minori, perché la gran parte delle volte, direi il 90% delle volte, si tratta di coltelli da cucina. Noi facciamo la parte preventiva e repressiva quando è necessario fare la parte repressiva, però credo che questo disagio in qualche modo vada affrontato in maniera più complessiva. Chiudiamo questa parte dedicata a questi episodi appunto di criminalità, riproponendo un servizio dove Monsignor Ettore Malnati ragiona su queste questioni e torna su quella che è una sua idea da un po' di tempo a questa parte, cioè la realizzazione di un luogo, l'individuazione di un luogo in città dove i giovani possano divertirsi ed esprimersi. Monsignor Ettore Malnati è preoccupato dagli episodi di criminalità più recenti che vedono protagonisti i giovani, l'accoltellamento avvenuto la scorsa settimana in una scuola e la rapina con minacce di cui è rimasto vittima un quindicenne. Secondo il sacerdote è necessario che la società si avvicini alle famiglie quando quest'ultime si trovano in difficoltà per le ragioni più varie nel prendersi cura dei figli. Ad esempio, ragiona Don Ettore, a Trieste vi è un grande numero di associazioni sportive che certamente preparano i ragazzi e le ragazze alla dimensione della gara e della competizione, ma vi sarebbe anche un forte rischio di emarginazione qualora non si raggiungano determinati risultati o per altre ragioni. C'è la scuola, ma anche all'interno della scuola vi sono dei rischi, l'emarginazione sociale ad esempio, cui di frequente si accompagnano episodi di bullismo. La scuola è programmata benissimo per quanto riguarda diciamo, le varie materie, anche la stessa ginnastica, ma il momento ricreativo. È importante fare in modo che ci sia una presenza non da carabiniere, una presenza amicale seria che ha una progettualità di una certa etica, perché il momento ricreativo è fondamentale. Altro discorso il fine settimana, con i ragazzi che hanno voglia anch'essi di prendere parte alla movida e non trovano una presenza che possa far comprendere loro, senza per forza imporsi, quello che possono o non possono, o debbano o non debbano fare. Monsignor Malnati è noto da anni, si batte perché Trieste si doti di un luogo da destinare ai più giovani, un luogo dove possano svagarsi ed esercitare la propria creatività, un luogo che se esistesse e funzionasse potrebbe esercitare anche un ruolo ulteriore, responsabilizzando i ragazzi e le ragazze che lo frequentassero. E in questo senso, ecco, i giovani possono accogliere anche coloro che vengono da altre parti, come anche i migranti, e che entrano in una logica, diciamo, di positività. Ciò detto, chiosa Don Ettore, in una prospettiva generale è necessario che i giovani accettino il confronto con le persone anziane e che queste ultime facciano altrettanto, per giungere a quella dimensione di accompagnamento reciproco che renderebbe la situazione attuale meno pesante. È necessario che si entri in una dimensione di accompagnamento, diciamo, intergenerazionale. Allora, abbiamo una mail che leggiamo. Volevo segnalare, scrive la signora Lida, che fra l'altro ha il nome di una grande attrice italiana,
Volevo segnalare le difficoltà di percorribilità di via Ginnastica. Ho la fortuna di abitare a San Luigi, cerco di non usare la macchina, sono sempre a piedi o in bus. Vedo che siamo in pochi. Purtroppo la via Ginnastica, nel pezzo tra via Rossetti e via Farneto, è molto stretta dopo la Ginnastica Triestina. Non ci passano contemporaneamente un bus e un'auto. Il senso civico delle persone, soprattutto automobilisti, non esiste. Quando arriva un autobus che sia in discesa o in salita, nessuno si ferma per lasciarlo passare, creando ingorghi che bloccano il flusso fino in via Rismondo e in vie adiacenti. Non si potrebbe mettere un semaforo attivabile da autobus con le moderne tecnologie che ad esempio permettono il calcolo del tempo di arrivo in modo da bloccare le automobili quando sopraggiunge un bus? Questa potrebbe appunto essere un'idea, riguarda appunto il tratto di via Ginnastica da via Rossetti a via Farneto, che oggettivamente è abbastanza stretto. Non se ne può più, questa è un'altra mail. Troppi stranieri e pericolosi devono essere espulsi e rimandati a casa loro. I magrebini, per esempio, non fuggono da guerre, quindi rimandateli da dove sono venuti. Basta con il finto buonismo della sinistra, riprendiamoci la nostra Trieste. Allora, andiamo avanti con il Corriere, sempre la pagina come si chiama? Dedicata alla moglie di Ferrero. Poi c'è un'intervista con Roby Facchinetti, e compie 80 anni il 1° maggio, però. Dunque, con Dodi provai la marijuana, poi sul palco sbagliammo tutto, Fogli si fidanzò con Patti Bravo e in hotel i fan erano solo per lei. Festeggio 80 anni con 7 nipoti, ho passato più tempo con i Pooh che in famiglia, ed è appunto una lunga intervista con con un personaggio, insomma, di quelli che hanno fatto la storia delle nostre giornate. Allora, ci sono anche tutte queste storie di Patti Bravo che portò via Riccardo Fogli ai Pooh, insomma è una di quelle interviste piacevoli. Insomma, io non ho nessun album dei Pooh, però insomma è bello sapere che ci sono e che hanno poi divertito parecchie persone, insomma. Allora, siamo arrivati, figuriamoci, alle pagine del design, che saltiamo a pie pari, per arrivare alle pagine di cultura, quindi saltiamo anche economia. Abbiate ancora un po' di pazienza. Allora, dunque, Biennale L'ora dell'ascolto, il padiglione italiano propone un progetto fondato sull'apertura e il rispetto dell'altro. 2 qui, 2 here è il titolo della foresta sonora realizzata dall'artista Massimo Bartolini e scelta dal curatore Luca Cerizza. Il gigante del 600 della Galleria Borghese tornerà a splendere. Il restauro della tela di Lanfranco, finanziato dalla Bank of America. Mai conoscere il proprio mito letterario, si rischia la delusione. È uscito un libro che si chiama L'ultima primavera di Kronberg, dove Mario Lazzarin esplora l'incontro fra un aspirante scrittore e il suo romanziere feticcio. Col che siamo arrivati alla pagina degli spettacoli. C'è un film con Ryan Gosling e Emily Blunt che si intitola The Fall Guy. Gosling, amore e azione. Credo, fra l'altro, che sia il remake di un film degli anni '80
e invece è ispirata all'omonima serie TV della ABC, appunto degli anni '80, che era con Lee Majors. C'era anche un film, ma forse non è la stessa cosa. Amadeus, attenzione, fermi tutti. Amadeus firma per il 9, condurrà 3 nuove trasmissioni, dopo l'addio alla Rai che perde anche I soliti ignoti, un contratto di 4 anni. Il presentatore collaborerà anche allo sviluppo di nuovi format. Amadeus, conduttore degli ultimi 5 Sanremo, lascia la TV di Stato. Amadeus al 9 condurrà un gioco in Essex Prime Time e 2... Ma perché non... Vabbè. Io non è che sono contro a priori a queste cose, però insomma in Access Prime Time sarà dalle 8 di sera, insomma, vabbè. Discovery, la TV in chiaro è ancora centrale in Italia, su Fiorello nessun progetto, la D a Raimo, mercato in movimento, non ci fermiamo, non puntiamo al terzo polo, il nostro percorso tiene insieme anche cinema e streaming. E quindi si chiude questa telenovela della quale francamente non è che se ne potesse tanto di più, e quindi Amadeus è al 9. Andiamo ancora al... sì, eccolo qua, torniamo al piccolo, eravamo fermi su Piazza Goldoni, ingombri abusivi di negozi e bar, parte la stretta della polizia locale che controllerà anche le impalcature. Per quanto riguarda la polizia locale e i negozi, c'è stato un controllo che ha portato al rinvenimento, diciamo così, di una sostanza tossica in diverse confezioni di profumi. La polizia locale ha denunciato 3 negozi del Borgo Teresiano sequestrando 76 confezioni del prodotto. È uno dei risultati dell'attività del nucleo commerciale della polizia locale. 3 negozi del Borgo Teresiano denunciati per la messa in vendita di profumi contenenti una sostanza tossica e quindi il sequestro di 76 confezioni del prodotto. È uno degli esiti dell'attività del nucleo di polizia commerciale della polizia locale nel primo trimestre dell'anno. I negozi per cui sono scattati 3 sequestri penali sono gestiti da cittadini di origine cinese, non soli nel novero delle attività raggiunte dal monitoraggio del nucleo municipale che ha portato a 71 sanzioni per occupazione abusiva di suolo pubblico ad altrettanti locali pubblici ed esercizi commerciali, sia del centro che della periferia, e 22 sequestri amministrativi con relative sanzioni per prodotti in vendita ma non in regola con le norme europee o nazionali. Ed è il caso dei 227 giocattoli per bambini senza marchiatura CE e senza istruzioni e avvertenze, 122 alimentari scaduti o senza etichettatura, 115 prodotti tessili senza indicazioni conformi alle norme UE circa la composizione della fibra, 96 prodotti senza indicazioni in italiano, di cui 14 elettrici, e 20 paia di scarpe non in regola con le norme dell'Unione Europea. 2 negozi di ortofrutta infine sono stati sanzionati per non aver indicato sulla merce esposta la provenienza e l'origine dei prodotti. Allora, è stata riaperta ieri la strada per Lazzaretto a Muggia. Il primo mezzo a transitare è stato un autobus della linea 7 della Trieste Trasporti. Ci siamo! Il tecnico del comune di Muggia è pronto per togliere nastri e transenne. Eccoci qua, sono in 2, mentre attende l'autista della Trieste Trasporti per il passaggio, diciamo così, inaugurale della nuova strada per Lazzaretto, e quindi via anche la terza transenna. La linea numero 7 della Trieste Trasporti inaugura la rinnovata strada per Lazzaretto all'altezza di Punta Sottile. Il primo caso post mareggiate, possiamo dire, è risolto. Ritorno alla normalità in strada per Lazzaretto nel tratto che va da Punta Sottile alla base logistica, chiusa 173 giorni fa, quando la prima delle mareggiate di Libeccio che hanno colpito le coste della Venezia Giulia aveva ridotto così il tratto di strada che conduce al confine con la Slovenia, attraversato dai 2 pontili di collegamento agli stabilimenti balneari Gabriele e Opera Figli del Popolo.
km. Siamo in strada per Lazzaretto, all'altezza di Punta Sottile, o meglio del Bagno Gabriele. Questo è il pontile che dà accesso alla piattaforma dello stabilimento balneare. Come vedete, qui il muro di cinta dell'asse stradale ha ceduto sotto la potente spinta delle onde di questa mareggiata di libeccio. I danni si erano ulteriormente aggravati con le successive mareggiate del 2 e 3 novembre, rendendo necessaria la totale chiusura dell'arteria. L'intervento di ripristino è stato radicale, un'opera sostenuta dalla Protezione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia con una spesa di 275.000 euro. Nel dettaglio si è proceduto alla rimozione dei detriti dalla carreggiata, alla messa in sicurezza della muratura di contenimento del corpo stradale, al ripristino della scogliera in massi calcarei e delle opere di gronda delle acque di piattaforma, dunque alla posa di nuovi guardrail, alla riasfaltatura del tratto di strada danneggiato e al rifacimento della segnaletica orizzontale. Ora finalmente si torna alla normalità per residenti, transfrontalieri ed anche i tanti turisti avvezzi ormai ai valichi secondari per evitare le code estive. Allora, già che siamo in territorio, in quel di Muggia, occupiamoci anche della Mujalonga che si correrà domenica. La Mujalonga sul Mar è un evento podistico che associa sport e sostenibilità e che permette ad agonisti e ad amatori di mettersi alla prova con 2 corse lungo la costa muggesana. Ecosostenibilità, solidarietà e sport si incontrano anche quest'anno all'interno della manifestazione Mujalonga sul Mar, presentata oggi a Muggia, organizzata dalla ASD Trieste Atletica in collaborazione con l'amministrazione comunale. La 21esima edizione rimette in pista agonisti e amatori nelle corse da 10 km per la competitiva e 5 km per la Family Color Run, accompagnate dalla musica della banda Berimbau e i Gadio Rom, che suoneranno note sudamericane e balcaniche. Il programma incomincia domani, venerdì 19 aprile, dalle 10 con la Mini Muja e dunque l'energia degli studenti delle scuole primarie e secondarie. Domenica 21 aprile alle 9:30 sarà dato il via alla corsa competitiva di 10 km, con partenza dal piazzale Lodovico Salvatore, in un percorso che attraverserà il lungomare muggesano, per poi entrare per il Giro di Boa all'interno della base logistica militare del Lazzaretto e successivamente fare il ritorno verso l'arrivo. La Family Color Run partirà alle 11, sempre di domenica 21 aprile, da strada di Lazzaretto per virare all'altezza del Boa Beach e fare il ritorno fino al traguardo allestito in piazzale Lodovico Salvatore. Una delle grandi novità della Family Color Run 2024 è la possibilità per i partecipanti più fortunati di vincere ad estrazione un soggiorno vacanza per 4 persone offerto da Titanium Energy Solution. Come detto, allo sport si uniscono i temi della sostenibilità. Nel corso di tutte le attività della manifestazione non verrà utilizzata plastica, ma unicamente materiale compostabile. Coinvolto anche il GOAP, gruppo operatrici antiviolenza e progetti, a cui verranno devoluti gli incassi della vendita delle scorse edizioni della Mujalonga sul Mar, acquistabili nel centro informazioni di Piazza Marconi e in piazzale Lodovico Salvatore. Tra i top runner della competitiva, attenzione particolare a Ilias Ouani, portacolori del gruppo sportivo delle Fiamme Azzurre, vincitore di titoli italiani su strada, pista e sui prati del cross. Testimonial della manifestazione il campione di tennis tavolo paralimpico Matteo Parenzan, appena ventenne ma già fermatissimo professionista, portabandiera dell'Italia alla cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi di Tokyo. Allora andiamo avanti con la lettura del piccolo. Nido in lingua slovena, le 600 firme raccolte nelle 2 circoscrizioni, il percorso sull'altopiano, saranno consegnate stamattina ai presidenti delle 2 circoscrizioni le 600 firme raccolte sui banchetti organizzati negli ultimi giorni dal PD a sostegno della richiesta finalizzata a ottenere l'istituzione di un asilo nido in lingua slovena sul Carso triestino. Poi siamo già arrivati alla pagina delle lettere e dei commenti che apre a quello della cultura, che parte da una mostra del fotografo goriziano Gasparini. La mostra si chiama Stranieri ovunque. Andiamo avanti. Trieste contemporanea, da Venezia per i 30 anni si proietta verso l'est, l'Accademia delle Belle Arti, confronto tra esperti curatori dell'Europa centro-orientale e dei padiglioni nazionali. Andiamo ancora avanti, qui siamo proprio agli appuntamenti
Torna al De Enriquez Dancing for Peace di Marta Bevilacqua, oggi alle 17 e domani alle 11:30 e alle 16, uno spettacolo che riflette attraverso la danza e attraverso le parole di 5 poeti sulla drammaticità della guerra. C'è anche Maria Grazia Plos, voce recitante, che accompagna gli ospiti, che accompagna gli spettatori appunto in questo viaggio. Al Teatro Miela c'è Enrico Bertolino stasera con una serata di ordinaria ironia, e poi, già che ci siamo, vi ricordo anche che ci sono gli Oblivion al Politeama Rossetti. Siamo allo sport, allora vediamo anche noi, poi andiamo direttamente in pubblicità. Sento che Paolo Menis è già arrivato. Parliamo appunto della situazione dello stadio in vista della partita della Triestina contro il Novara, che è in programma domani nel tardo pomeriggio. Cresce l'attesa per il ritorno della Triestina a Rocco, sabato alle 18:30 contro il Novara, la gara che sancirà il rientro a casa nello stadio dedicato al Paront, con il campo completamente rinnovato. Come vedete alle mie spalle l'erba sta attecchendo, devono ancora essere realizzate le righe del campo, ma i segnali dati dai giardinieri negli ultimi giorni sono quanto mai incoraggianti per vedere una partita su un campo di altissimo livello. Gara importantissima per la Triestina, perché? Perché si tratta dell'ultima di stagione regolare, fondamentale per, da una parte, mantenere il quarto posto, perché l'Unione, in caso di 2 vittorie nelle ultime 2 partite, sarebbe certa di accedere ai playoff da migliore quarta, il che gli permetterebbe di giocare gli ottavi fin di finale della post season da testa di serie. Naturalmente c'è l'altro aspetto, quello della rincorsa al Vicenza, al famoso terzo posto. Qui però bisogna attendere anche il risultato dall'altro campo interessato, quello dei vicentini, in entrambe le ultime 2 giornate, perché il Vicenza dovrebbe comunque fare un passo falso per permettere alla Triestina di agganciare direttamente la fase nazionale dei playoff. Si attende un importante flusso di pubblico, non solo abbonati, non solo le biglietterie che saranno aperte anche prima della partita per garantire a tutti l'accesso, ma anche un importante flusso di universitari. Infatti l'accesso è gratuito per tutta la comunità universitaria dell'Università di Trieste in occasione del centenario del Ateneo. Per accedere alla tribuna con la USSI, gli studenti iscritti e il personale dell'università dovranno ritirare il biglietto nominale alla postazione dedicata, che è allestita oggi giovedì 18 aprile e venerdì 19 aprile dalle 10 alle 15 al piano terra dell'ala sinistra dell'edificio A nel campus di Piazzale Europa. Quindi questo è l'ultimo dettaglio per questo ritorno dell'Unione nella sua casa sul Erbetta rinnovata. Andiamo in pubblicità, poi saremo insieme a Paolo Menis, che è il coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle. Allora, eccoci in compagnia del primo ospite di oggi, Paolo Menis, coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle. Vi ricordo che l'ospite successivo dalle 9 alle 10 sarà Giorgio Cecco di Idea Giuliana. 040 977 8910 è il numero di telefono a cui chiamare, svegliatrieste@tele4.it l'indirizzo di posta elettronica dove state già inviando le vostre mail. C'è già una telefonata, buongiorno a tutti intanto. Non facciamo stare troppo in attesa il telespettatore. Buongiorno. Buongiorno, mi sente il dottor Bosazzi? Sì, abbastanza. Sì, anche il suo ospite. Senta, io mi chiamo Preda e ho mandato alle 7:10 una mail. Ma era lunga. Sì, volevo un attimo sintetizzare. Sì, magari. In pratica parlo quanto lei ha anche letto, diciamo, da un giornale, mi sembra non so quale, comunque di questa, diciamo, Ilaria Salis, sì. E diciamo che io, vabbè, a me comunque, diciamo, mi fa un po' di non so come dire, di compassione senza offendere, perché comunque sia, per quello che, come la vedo io,
intanto, come si dice, in quelle condizioni non si può detenere una persona al freddo, tra topi, tra sporcizie. Quello era un ufficio della Gestapo, mi ha detto per appunto la questione politica, perché secondo me l'hanno incriminata di brutto perché là c'è in mezzo la politica. Io non è che abbia, diciamo in particolare ce l'abbia con i comunisti, ma comunque dopo diciamo quello che io hanno trovato solo un manganello nella borsetta, c'è qualche filmato che più di tanto non ci sono, che abbia fatto non so che cosa, tentato di ammazzare persone. Io quello che diciamo, io vorrei quello che se adesso si candida, io sono anche contento. Non so cosa se volete dire voi qualcosa in studio, signori. Sentiamo Menis, grazie. Anche per la sintesi. Sì, ma è una vicenda molto, molto delicata. Io distinguerei le due parti, cioè la vicenda giudiziaria della Salis con la notizia di oggi della candidatura alle europee con AVS. Io direi sicuramente, a prescindere dalla questione di merito sulla vicenda giudiziaria, cioè andare a giudicare cosa ha commesso, io questo lo lascerei un attimo da parte. Sicuramente non è stata trattata nel rispetto dei diritti di una persona, come è stata detenuta. Su questo credo che tutti possiamo essere d'accordo. Una detenzione preventiva che va avanti da tantissimi mesi, e penso abbia fatto bene il governo italiano e tutte le parti politiche a interessarsi del tema, perché ovviamente c'è una persona, un cittadino italiano in attesa di giudizio in un paese straniero, senza poi rispetto, appunto, come dicevo prima, dei diritti fondamentali della persona. Altra vicenda, appunto, è quella che poi si dovrà esprimere il giudice sui capi di imputazione, cosa che non è ancora avvenuta e sicuramente non sarà brevissimo. Terza vicenda, appunto, è la notizia di oggi sulla candidatura politica. Io credo che sia errato portare la vicenda ad un livello politico, perché non credo faccia bene proprio anche per lei stessa. Cioè, diplomaticamente poi, forse una mossa. Diplomaticamente non è una mossa molto, secondo me, astuta. Poi è chiaro che ogni partito politico ha la propria autonomia e può scegliere chi candidare. A me questa notizia lascia un po' perplesso, ecco. C'è una cosa, poi dopo magari passiamo anche ad altro, ma io avevo letto, ma non vorrei come dire, andare soltanto con la memoria. Diciamo, si fa riferimento comunque ad una manifestazione in Ungheria che in qualche modo commemorava il nazismo, adesso però... No, era una contromanifestazione alla commemorazione che appunto, come dicevo, quindi la Salis faceva parte di un gruppo che contromanifestava rispetto alla manifestazione che commemorava o un evento accaduto. Qualcosa non ricordo, sinceramente non ricordo bene. Devo dire la verità, quello mi ha un pochettino... Poi c'è stata un'aggressione, ci sono dei filmati, non si capisce se lei era stata coinvolta in prima persona, c'erano altri suoi compagni che sono stati arrestati, ma sono anche stati rilasciati, quindi la vicenda poi si è incentrata intorno alla sua figura, e bisogna dire che i diritti che gli sono stati negati sono, come dire, è una cosa per il quale il governo italiano, seppur in ritardo, ha fatto bene a intervenire dal punto di vista diplomatico. Questa diplomazia che adesso con la candidatura, secondo me, rischia di riportare in Italia lo scontro politico su questa vicenda. Non credo faccia bene soprattutto a lei. Allora, c'è una mail: seguendo Ring di ieri sera si è assistito ad un attacco di massa ai danni del sindaco Cisint da parte delle sinistre coalizzate. Detti attacchi sono stati vigorosamente respinti dal coriaceo sindaco, costretto però alla scorta a causa dei suddetti attacchi.
che altro non fanno che rafforzare gli estremismi religiosi dei clandestini ed indesiderati presenti sul territorio. Gli attacchi menzionati non sono da ritenersi solo diretti al sindaco Cisinte, ma agli italiani autoctoni nel complesso. Pieno sostegno al sindaco di Monfalcone. Non ho visto quello che è accaduto ieri sera, quindi sui fatti di ieri sera non posso esprimermi. Sulla vicenda di quello che sta succedendo a Monfalcone e le prese di posizione da un lato delle comunità islamica e dall'altro del sindaco, credo che a mio avviso entrambe le parti dovrebbero abbassare i toni, perché credo sia da una parte legittima la richiesta della comunità islamica di avere un luogo dove ritrovarsi assieme per la preghiera. Del resto sono principi che sono stati anche riconosciuti e sostenuti dal nostro vescovo, no? Quello della libertà religiosa e di professare la libertà di professare la propria religione nei modi più opportuni, nel rispetto ovviamente dell'altro. Credo che si siano alzati un po' troppi toni sia da parte del sindaco sia da parte di alcuni esponenti delle comunità, e mi auguro che si riesca a trovare un compromesso, ecco, la possibilità di un'effettiva integrazione, perché entrambe le parti devono, a mio avviso, cedere qualcosa, richiedere ovviamente il rispetto dei propri diritti. Fa bene anche il sindaco quando dice che bisogna rispettare la legge del nostro ordinamento, però bisogna anche trovare un compromesso per garantire i diritti di chi vuole professare una religione diversa da quella cattolica. Allora, in questi giorni riaffiora, non voglio usare l'avverbio quotidianamente perché insomma, non è nemmeno così, però insomma, c'è questo problema in città, cambiamo argomento, di criminalità, macrocriminalità, microcriminalità, insomma, una volta una battuta non cinica, peggio che cinica di Andreotti diceva, ma insomma, dice che uno sia vittima della criminalità organizzata o della criminalità disorganizzata, poco importa, rimane che uno è vittima della criminalità. Vabbè. Allora, il discorso su Trieste, Isola Felice, scricchiola da questo punto di vista per tutta una serie di ragioni, insomma. Ma sì, sicuramente, ma io facevo delle riflessioni su questo tema perché non è obiettivamente un problema di facile risoluzione nel brevissimo periodo. Sicuramente le forze dell'ordine stanno facendo, come ha detto anche il questore, il massimo, sia per quanto riguarda la presenza nei luoghi più caldi della città, Piazza Goldoni, Largo Barriera, Piazza Garibaldi. Però è chiaro che non si può presidiare 24 ore su 24 tutto il territorio comunale. Ho letto anche, e mi sembra un'analisi purtroppo, come dire, della realtà, è un'analisi vera quella che hanno fatto alcuni negozianti della zona di Piazza Goldoni, cioè nel senso che anche con il presidio delle forze dell'ordine comunque succedono questi episodi, ragazzi minorenni che comunque compiono questi episodi fregandosene della presenza della polizia. È vero, come ha detto anche Don Malnati, è necessario che ci sia una continua opera di rieducazione, di accompagnamento sociale anche nei confronti sia dei minori non accompagnati che arrivano nella nostra città e si trovano nelle comunità, e quindi un'opera di sostegno alle comunità per i minori, sia un'opera di sostegno nei confronti dei genitori di questi ragazzi. Io credo che non sia però accettabile, per esempio quello che è successo qualche giorno fa, che dei ragazzini vadano addirittura a scuola con delle armi, con dei coltelli, no? E noi dobbiamo fare di tutto
per non rendere questo la normalità, cioè fare in modo che non ci siano meccanismi o comunque di atti emulativi, no? Perché se viene ritenuto normale andare a scuola con un coltello, ci saranno purtroppo altri ragazzini che faranno lo stesso fra 1, 2, 5, 10 giorni. Quindi credo che al di là di un'opera rieducativa e di accompagnamento delle famiglie e delle istituzioni come le istituzioni scolastiche, ci sia anche bisogno comunque anche di un'opera repressiva anche nei confronti dei minorenni. Credo bisogna aprire un dibattito su questo, non è un tema semplice. Dall'altro lato credo che non si possa neanche speculare politicamente, io potrei farlo perché faccio parte di una forza politica che è all'opposizione, non credo sia utile speculare politicamente sulle competenze e sulle quello che potrebbe fare il Comune su questo tema, perché obiettivamente il Comune di Trieste, certo, ha le forze di polizia locali, hanno anche competenze diverse rispetto a quello della sicurezza sul territorio, può investire molto su un sistema di videosorveglianza, credo si stia facendo molto su questo, però poi diciamo che la competenza sulla sicurezza è nazionale e statale, quindi... Allora, dovremmo avere, questo scatta il momento tanto temuto della giornata, dovremmo avere in collegamento Bernardo Gulotta, che è il peripatetico del venerdì. No, non c'è, e quello deve fare. Si sta ancora trasferendo. No, ma io so dove deve andare, anzi so dove non andrà, ma questo è un altro discorso. Ma ora, già che ci siamo, introduciamo anche il luogo dove Bernardo è diretto, che è via Frausin, quindi ex Pavan. Che è qui vicino, quindi non dovrebbe impiegarci tanto. Non si è nemmeno mosso di tanto, per dire la verità. Perché si è arrivati a... Perché un edificio comunque, diciamo, cadente magari è esagerato come termine, ma diciamo fatiscente, perché diventa così pivotal, direbbero gli americani, e chiedo scusa per... Ma perché secondo me per una questione di metodo sull'operatività dell'amministrazione comunale, in questo caso la chiamo in causa perché al di là del giudizio su quello che si vuole fare in quell'area, penso siamo tutti d'accordo che se è un edificio fatiscente bisogna intervenire in qualche modo, al di là del fatto che nell'area non c'è solo quell'edificio, ma c'era anche uno spazio aperto che veniva utilizzato e che purtroppo adesso non sarà più utilizzato dopo l'abbattimento dell'edificio, ma credo ci sia di fondo un problema di metodo, cioè di mancato coinvolgimento delle realtà presenti sul posto, e l'ha dimostrato l'assemblea di una settimana fa, dello scorso venerdì, che è stata un'assemblea molto partecipata, quella indetta dalla circoscrizione, quindi è mancato a mio avviso un confronto con la circoscrizione in primis, ma anche con le realtà che operano lì in quella zona, le scuole e tutte le associazioni che gravitano intorno a San Giacomo. Quindi quando si impone un certo tipo di opera senza coinvolgere gli abitanti o chi ci vive, succedono queste cose. Allora, intanto abbiamo ripristinato il collegamento con Bernardo Gulotta, però come sempre vediamo se Bernardo intuisce a che cosa mi sto riferendo. Bernardo, che cosa succede adesso secondo te? Che c'è una telefonata che andiamo a sentire subito. Bravo Bernardo. Allora, per non far star troppo in attesa chi è in linea, sentiamo. Pronto, buongiorno. Buongiorno dottor Bonsazzi, sono Alessandro. Ringrazio anche il signor Menis, che ci conosciamo da anni. Allora, volevo dire solo che questo, riguardo a quello che è successo in quella scuola lì, secondo me si poteva prevedere già qualcosa prima, perché siamo arrivati
e siamo arrivati troppo tardi su certe determinate cose. Le istituzioni si dovevano già muovere già prima, perché queste cose non devono accadere assolutamente nelle scuole, perché io che ho fatto tanti anni di scuola non ho mai visto una cosa di questo genere, per cui l'educazione parte sempre dalle famiglie, innanzitutto, anche dalla società, però dai primis delle famiglie. Bisogna che gli assistenti sociali, gli educatori si muovano su certe determinate cose, perché so come che funziona queste cose qui, purtroppo. Anche nel mondo della disabilità, stessa cosa, perché certe cose vengono trascurate, purtroppo, anche questo. Innanzitutto, invece, cambiando argomento, su quello degli ex pavan, la struttura poteva essere ristrutturata bene e usata per le scuole, usato il parco in qualche altra maniera, e adesso che hanno fatto sta cosa qui ancora peggio, perché abbiamo la scuola slovena davanti che adesso scavano tutto quanto e si alzava anche le polveri che non sono a parte sane per le persone, no? Okay. Tutto quando che si fa delle cose bisogna fare molto bene a tavolino e parlare di come che si può fare, Okay. perché sennò viene un macello fuori. Grazie per gli spunti, poi dopo li approfondiremo. Intanto andiamo da Gulotta che vedo si sta preparando per il collegamento. Vabbè, no, mi blocco davanti. Umberto, buongiorno al consigliere, all'ex consigliere Menis e a tutti i telespettatori. Siamo in via Frausini, lo hai detto poco fa, perché come vediamo dalle immagini di Enzo Iannacone ormai la struttura è già demolita da un po', ma la novità di queste ultime ore è stato il ritrovamento di un antico pozzo, esattamente si trattava di un antico pozzo cilindrico che è stato trovato colmo d'acqua con i bordi in pietra, emerso durante gli scavi proprio dell'ex Frausin, e questo ha in qualche modo attenzionato ulteriormente la soprintendenza, che già in una relazione, da quanto emerge dal comitato Insieme per San Giacomo, aveva comunque classificato quest'area come un'area dove c'è un alto rischio archeologico, rischio forse un termine che induce a un problema, in realtà è un aspetto positivo guardandolo da un profilo storico, ovvero tutto ciò che emerge dell'antica Trieste, che sia di un passato romano o che sia comunque risalente ad altri periodi, è da attenzionare e da archiviare, più che altro da catalogare, forse il termine più corretto. Ciò non ha bloccato i lavori e probabilmente non bloccherà nemmeno la costruzione del futuro centro sportivo, ma sta di fatto che comunque quando ci si mette, diciamo, in mezzo il bene storico e culturale e quindi archeologico, si sa che le procedure sono spesso molto delicate. È chiaro che il comitato, anche per dare forza alla richiesta sua e anche di altri cittadini di cambiare destinazione di questa particella, e quindi non la costruzione dell'impianto sportivo ma uno spazio aggregativo che, stando anche a quanto vediamo, può includere anche molto gli spazi aperti, perché stando qui un po' in attesa di questo nostro collegamento, diverse persone che abbiamo incontrato hanno detto che bello che è vedere questo spazio aperto, privo, diciamo, della struttura fatiscente o comunque occlusiva che c'era prima, e vedere il cielo azzurro, vedere gli alberi e pensare magari proprio a una zona aperta e verde a beneficio dei residenti e anche di chi poi, se dovessero esserci installazioni pubbliche, vorrà scegliere questa zona per passare il proprio tempo libero. E questo l'abbiamo raccolto questa mattina. Ci sposteremo. Sì, no, non sarebbe una cattiva idea. Ecco, ci sposteremo altrove tra non molto e vi richiederemo la linea. A voi. Grazie a Bernardo. C'è solo una cosa da dire. Che sono stati però abbattuti 5 alberi nel retro dell'edificio, quindi c'era sicuramente più verde, non si sarebbe stato più verde se fosse stato solo abbattuto l'edificio, ma lasciata l'area che era sul retro o all'atere
dell'edificio. Poi tra l'altro si vedevano anche degli alberi in fondo. Da quello che ho capito dalla progettazione verrà realizzato, purtroppo dico io, un parcheggio interrato in quell'area lì, e quindi anche quegli alberi che si vedevano nelle riprese molto probabilmente non resteranno. Quindi ecco, anche questo è un punto che secondo me un'amministrazione comunale dovrebbe mettere in su tutte le progettazioni che vengono realizzate, quello che le aree verdi dovrebbero essere mantenute così come sono. Cioè, è chiaro che è necessario rigenerare uno spazio, ristrutturare un edificio, ma non vedo perché molto spesso la prima cosa che si fa è buttare giù alberi e spazi verdi. Ecco, su questo allora, una riflessione va fatta. Il signor Roberto dice: se approvata la variante 15 al piano regolatore, il progetto della nuova palestra Cubo avrà un'altezza di 15 metri e giungerà fino a 3 metri dalle case adiacenti. Sì, vengono anche derogati il rispetto del confine. Adesso non ricordo a memoria le misure, però c'è una deroga importante, quindi avrà anche un impatto visivo quel cubone di cemento molto, molto forte. Ecco, su questo forse prima di procedere con l'abbattimento e con la realizzazione di questo progetto ci doveva essere un confronto maggiore con le realtà che operano sul posto. Mettiamo la prossima telefonata, a cui risponderemo dopo la pubblicità. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Sono Sergio. Prego. Mico, allora, ho saputo che l'acquedotto romano passa per via dell'Istria, ex Canile, diciamo, che è il tratto, no? E poi passa per via Bramante, la casa dove abitava Joyce. Quindi in linea di massima potessi anche passare attraverso la zona dove adesso si sta abbattendo e sta facendo i lavori. Sarebbe il caso che la soprintendenza studiasse un momentino il problema, no? Perché come diceva che ha trovato il pozzo, vuole essere un problema, eccolo, un problema di ritrovare resti romani, resti della Trieste antica, eccolo. Solamente questo volevo dire. Infatti, come diceva Bernardo prima, il pozzo è riemerso, ma è stato anche sommerso subito dalle macerie, quindi spero che almeno venga tutelato quello che viene ritrovato, ecco. Andiamo allora in pubblicità, grazie della telefonata, ci vediamo tra subito, suona malissimo ma è così. Allora, c'è già una nuova telefonata in linea, quindi sentiamo. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, Prego. mi sente? Sì, prego. No, signor Roberto, ti ho mandato poco fa quelle mail riguardante la variante 15 sì. di via Frausino. Sì. A questo avevo allegato anche delle foto del prospetto del progetto Cubo, si è messo in via Frausino. Se potete anche far vedere, vi saremo grati. Ok, vedo se riesco a far vedere delle immagini, grazie. Vediamo. Allora, qui abbiamo, questo sarebbe se adesso lo inquadriamo, eccolo qua, questo sarebbe la proiezione della struttura, insomma. Questa è qua. abbastanza impattante. È abbastanza impattante oggettivamente. Effettivamente, anche perché viene più verso la strada rispetto all'edificio. Fuoriesce rispetto, all'altro edificio, riducendo poi tra l'altro lo spazio per i pedoni. Vediamo ancora, ce n'è ancora una, anzi due, no, questa è sempre quella di prima, però io allora, eccola qua, giriamola un attimo. Questa è la visione, diciamo così, dall'alto, e la via Frausine questa, e ancora ce n'è una terza, che anche qua penso sia la stessa. Bisogna far girare,
Credo che questa sarebbe la situazione attuale, diciamo, e quindi rendono l'idea di quello che potrebbe essere. Dell'area verde che stiamo perdendo. Più, tra l'altro, considerando quello che non si vede, ma sotto lo spazio del ricreatorio verrà realizzato anche un parcheggio, quindi c'è un impatto molto, molto forte. È chiaro che aumentano i posti macchina, però sono posti macchina principalmente, saranno dedicati a chi usufruirà della struttura. Allora, c'è un'altra telefonata, credo. Pronto? Buongiorno, sono in linea. Prego, buongiorno. Sentite? Sì. Buongiorno. Buongiorno, un saluto a lei, Bosazzi, la redazione, gentile ospite e tutti i telespettatori di Tele4. Allora, io volevo prendere uno spunto, diciamo, per ragionarci sopra, sull'attuale situazione politica triestina, no? Allora, sono da circa 25 anni che la classe politica triestina, a parte certe nobili eccezioni, si sta letteralmente deteriorando. Prendiamo un esempio. Allora, 25 anni fa, quando è stato attuato il piano Urban a Trieste di Cittavecchia, noi avevamo la finestra più vecchia di tutta Trieste, era del 1300, no? Io mi sarei aspettato che, non so, l'amministrazione comunale si sarebbe, diciamo, adoperato per proteggerla in qualche maniera, e invece ce la siamo fatta rubare. E così è stato tutto quanto quello che riguarda di triestinità e di antichità. Poi mi chiedevo come mai tanta leggerezza nei confronti della storia del territorio, e mi sto accorgendo che c'è proprio da parte dei politici triestini c'è una sorta di deterioramento mentale. In che senso? Qua, se noi guardiamo un po' certi personaggi che vengono su Trieste, questi qua si atteggiano a grandi statisti, vengono eletti con 26 preferenze, parlano e straparlano su cose che neanche loro sanno, infalciscono i loro discorsi con americanismi che non capiscono neanche loro quello che dicono, ed è tutto così. Ed è logico che questo modo di pensare, diciamo, vada a influire sulle decisioni politiche triestine. Penso che la colpa sia di noi triestini, perché permettiamo che Gentaglia, accozzaglia di una certa accozzaglia politica, possa raggiungere posti di potere. Grazie, buongiorno. Ok, è una riflessione piuttosto dura. Sì, non so, non ho capito a chi poi si riferisse di preciso, cioè un discorso generico, ma se non sento esempi non saprei commentare. È chiaro che poi ci sono delle elezioni comunali che si tengono ogni 5 anni, quindi credo che tutti possano candidarsi e organizzarsi in liste civiche o in partiti, come abbiamo fatto per esempio noi dal 2011 in poi, quindi credo ci è permesso di partecipare attivamente con le candidature, ma anche all'interno delle liste civiche, delle formazioni politiche presenti in città. È chiaro che poi ci può essere un problema di rappresentatività non adeguata, però per fortuna siamo in un paese democratico dove si vota e c'è un problema di poca partecipazione al voto, questo sì, con una maggior partecipazione al voto e con una maggior partecipazione attiva anche dei candidati probabilmente avremo forse delle amministrazioni migliori. Poi non ho capito proprio nei casi specifici a cosa faceva riferimento il telespettatore, però forse una mia mancanza. Siamo alla prossima telefonata, buongiorno. Pronto? Sì, pronto, mi sente? Sì, prego. Scusi, disturbo, sono sempre il signor Roberto che delle foto. È caduta giù la linea riguardo la via Lex Pavana. Mi sente? Sì. Niente, volevo continuare a sapere che c'è anche un progetto per attuare questa nuova palestra comunale nella zona tra via Calvola e via Belenghi, dietro l'ex seminario. Nel terreno che è comprensivo attualmente di un campetto di calcio, un campo di basket all'aperto, una piccola palestra in muratura, tutto in disuso da moltissimi anni, proprietà attualmente della Curia, e si aveva anche la possibilità di avere molti posti in più all'interno del comprensorio, e qui avremo anche la certezza di far partire la nuova palestra come due posti associati nelle tribune, in tempi più veloci, e per la scadenza del PNR, logicamente, dando lustro e consensi anche all'attuale giunta comunale, essendo gravata
da molte problematiche edili, burocratiche, politiche, culturali e aveva il consenso attuativo di tutti coloro che sono avversi al progetto editoriale. Oltretutto, nei via Besenghi sono fermate degli autobus 15 e 16 inabitati delle 6 di marcia, mentre l'area del Spavan, Cuscioralbe, può essere destinata al giardino verde, magari con bar in una nuova media costruzione interna di un unico piano annesso, con tavoli e sedute all'aperto nelle 2 stagioni, in cui possono lavorare in qualità di banconieri o camerieri e ragazzi down, sorretti da un gestore attuativo e lasciando utilizzabile una parte del giardino con un nuovo campo di basket ed uno per il volano, oltre all'uso del nuovo giardino in concessione anche alla scuola italiana di lingua slovena, del divisi di fronte, affinché tutti possano desiderare al meglio. Vi ringrazio, buona giornata. Grazie anche per questi suggerimenti, insomma, per queste... Sì, ho sentito un poco e male, mi sembrava il telespettatore parlasse di via Besenghi, quindi non so se faceva riferimento proprio una volta c'era un campetto proprio qua sotto la vostra sede, non so in quale stato sia, tra l'altro ricordo che facevo degli allenamenti quando ero ragazzino. Quindi parecchio. Sì, circa più di 40 anni fa e quindi sì, magari un'area anche da recuperare, però dico in generale effettivamente anche sul discorso che facevamo prima della sicurezza e come dire, della socialità no? da recuperare anche fra i ragazzi, no? Ricordo che all'epoca esistevano molto più ed erano molto più attivi oratori e ricreatori, no? rispetto adesso, quindi spazi di aggregazione secondo me vanno recuperati. È chiaro che i tempi sono cambiati, siamo nell'epoca di TikTok e Instagram stories e queste generi di attività, quindi è difficile anche ricoinvolgere i ragazzi, ma credo che la presenza associativa, cioè della presenza delle associazioni sul territorio e di spazi aggregativi sia importante anche per evitare questi fenomeni di bullismo e di violenza in città. Ecco, poi. Allora, qui invece ci segnalano, dopo il giardino pubblico anche in piazza Ponte Rosso atti osceni in luogo pubblico, servirebbe un vostro passaggio. Per quanto riguarda la sicurezza, qui è la Palessiano dice la sicurezza non la vedo, anche perché se ci fosse non ci sarebbero tutte le notizie di cronaca. Ma questo è come diceva il barman di Irma la Dolce, questa è un'altra storia. Sentiamo la prossima telefonata, buongiorno. Buongiorno dottor Bosatti, a lei e al suo ospite. Buongiorno. Volevo dire solo una cosa, cioè mi riferisco a una telefonata che ho fatto ieri al signor Cristelli, non all'ospite che avete adesso in studio. Si parlava dei parcheggi e avevo detto che avendo un'incombenza che pensavo durasse abbastanza tempo, ho fatto il biglietto per 2 ore, invece in 15 minuti ho risolto il problema. Non posso dare a nessuno il mio ticket perché su c'è il numero della targa e che questo mi sembra un furto, le parole che ho nominato, perché se un altro va sul mio posto e parcheggia e deve ripagare, è il signor Christer, del quale sinceramente, guardi, io non ho nessuna idea politica, glielo dico nel vero senso della parola, mi ha risposto, per pochi centesimi, sì, però pochi centesimi qua, pochi centesimi là, si arriva alla fine di una certa cifra, ma non è per questo, è nella maniera nella quale mi ha risposto e spero sia in ascolto. Mia nonna mi raccontava sempre che era un ragazzo che era diventato un delinquente che stava per essere impiccato e in piedi gli avevano permesso alla madre di dargli l'ultimo saluto e questo ragazzo sputa alla madre, la quale gli chiede per quale motivo? Perché quando ho rubato un ago tu non me lo hai fatto riportare a casa. A buon intenditor, poche parole. Non c'entra niente l'ospite che avete in studio, questo lo dico con tutto il cuore. Volevo semplicemente un commento. Grazie e buona giornata. No, c'è un problema quello segnalato dalla signora sui pagamenti dei parcheggi, effettivamente la poca flessibilità nel pagamento quando il pagamento è fatto in contanti sicuramente.
hai la difficoltà di regolare in base poi al tempo che utilizzi il parcheggio. Tra l'altro molti parcometri, se non tutti, non hanno la possibilità neanche della restituzione del resto, e so che è difficile magari per le persone più in là con l'età, però diciamo che la cosa utile che potrebbe risolvere questo problema è utilizzare l'app che si chiama Easy Park, che è presente, io ce l'ho, che è presente funziona riesce anche facilità. a usarla Umberto Bosazzi, quindi è a prova di tutti, no, a parte gli scherzi, è molto utile perché lì riesci effettivamente a stoppare l'utilizzo del parcheggio quando vai via con l'auto, ed è una cosa molto più flessibile. Magari, se non ricordo male, c'è una tariffa leggermente superiore calcolata in base al minuto, però è uno strumento molto, molto più agile, che ti consente sia appunto di non pagare tanto rispetto a quelle tue necessità, sia appunto di tarare in base alla tua permanenza. E oltretutto, se per ipotesi la sosta dovesse prolungarsi per tutta una serie di ragioni, puoi anche aumentare la sosta, e quindi è molto utile. E ripeto, è anche estremamente semplice. Sì, io la uso molto spesso. E vale per tutta Italia, fra l'altro, e credo addirittura anche all'estero, non vorrei sbagliare. Sì, io ricordo di averla usata anche in Puglia lo scorso anno, è molto valida. Tra l'altro ho visto il servizio di qualche giorno fa vostro su quel problema dei due parcheggi, anche lì magari con l'app è più difficile sbagliare, ecco, su questo. Anche se bisogna dire la verità, anche in quel caso bisogna stare molto attenti, perché ci sono le aree diverse. E quindi però... lì nello specifico c'è un problema di fondo che avevo segnalato, mi ricordo quel problema là è nato addirittura durante l'amministrazione Cosolini, quando una parte di quei parcheggi è stata data, era in gestione esatto, ma una parte è rimasta ad esatto, l'altra è stata data a Saba Park San Giusto, per delle compensazioni che erano dovute al fatto dell'aumento dei costi della realizzazione del Park San Giusto. Io avevo segnalato che avrebbe creato confusione, infatti la allora, sta creando. C'è il consueto ingorgo, per fortuna non siamo ancora in zona pubblicità, perché sennò sarebbe terribile, perché c'è una telefonata, ma poi invece Bernardo Gulotta è arrivato in zona Park Bovedo. Allora, sentiamo la telefonata e chiedo al telespettatore di essere breve, così poi riusciamo a contemperare tutti quanti gli obblighi. Buongiorno. Sì, buongiorno, allora brevissimo. Grazie. Una domanda sull'efficientamento energetico al 110% del rappresentante di 5 Stelle. Sono stati interessati a queste opere circa 450.000 edifici in Italia, e facendo una stima media sono stati utilizzati diverse decine di milioni di metri cubi di poliestirene per l'isolamento. Ora le garanzie di questi lavori vanno dai 15 ai 20 anni. Quindi si presume che fra 20 e 25 anni queste coperture potrebbero essere soggette a sostituzione. La domanda specifica che ho fatto è: quando è stato fatto questo progetto, quando il progetto di legge è stato preso in considerazione, sono state prese in considerazione le modalità di smaltimento di queste decine di milioni di metri cubi di poliestirene che dovranno essere ovviamente smaltite. Grazie e buona giornata. Ok, ma guarda, io credo che il Superbonus sicuramente ha avuto delle problematiche, no? Soprattutto di ambito applicativo, ma è anche vero che è una legislazione molto, molto precisa e molto stretta, e quindi, come dire, i lavori che sono stati fatti, che si stanno facendo, garantiranno un risparmio energetico da parte dei privati molto, molto elevato. Si stima che grazie ai lavori del Superbonus si risparmieranno 9 miliardi di kilowattora, quindi nel computo va messo anche il risparmio energetico. Certo, fra 20 anni si porrà un problema di ristrutturazione ulteriore di questi condomini, però come dire, l'impianto legislativo è molto preciso, e ricordo che i lavori del 110
per essere poi avere i crediti fiscali, devono essere al termine dei lavori certificati, avvalorati da tecnici, quindi perché bisogna intanto raggiungere 2 classi di risparmio energetico per quanto riguarda i singoli edifici, e quindi sono lavori che devono essere fatti ad opera d'arte. Allora, c'è Bernardo Gulotta in Park Bovedo, oggi sfida la strada Gulotta, vedete come intrepido si pone al centro dell'area. Buongiorno Umberto, non c'è nessuno che può tirarmi sotto in questo momento, e quindi sono intrepido quando è facile. A parte gli scherzi, ben ritrovati. Siamo qui perché, incrociando prima dell'intervento di Paolo Menis in studio, proprio lo stesso Menis, avevamo dialogato su una sua proposta che è relativa ai parcheggi per i camper. Ce ne sono diversi in città, abbiamo scelto questo, uno su tutti, e quindi io a questo punto in verità lascerei a Paolo Menis l'esposizione di questa sua proposta, così vi lasciamo anche con le immagini che hanno, diciamo, coerenza su quanto andrà a raccontare adesso. Sì, la nostra, come anticipavo prima a Bernardo Gulotta, stiamo elaborando una proposta, ne avevo parlato anche tanti anni fa con il sindaco, per realizzare un'area camper attrezzata, ovviamente mirata soprattutto ai camperisti che transitano per la nostra città e magari, avendo dei servizi adeguati, si fermano qualche giorno in più. Ci sono alcune aree, questa è una, in Park Bovedo, è un'area, diciamo, di parcheggio destinata ai camper, ma la nostra idea è quella di appunto realizzare su area pubblica, con servizi però a pagamento, un'area destinata, come dicevo prima, ai camperisti che arrivano da fuori Trieste e che hanno necessità di usufruire di determinati servizi, per esempio lo scarico delle acque, il rifornimento di acqua, le ricariche elettriche e altri servizi. Realizzarlo in un'area come questa, secondo noi, avrebbe il vantaggio di porre i camperisti, quindi il turista, molto vicino sia all'area di Barcola, e quindi tutta la passeggiata barcolana fino ad arrivare al castello di Miramare, ma è anche relativamente vicina al centro città, che è facilmente raggiungibile con gli autobus, quindi il camperista che transita per Trieste trova un'area attrezzata, sosta 1 o 2 giorni, visita la città e poi continua nel suo viaggio. È un settore, il turismo in camper, in crescita, soprattutto dopo la pandemia, sono aumentati di molto le immatricolazioni dei camper, e quindi dare questo servizio sarebbe qualcosa in più per la nostra città. Attualmente abbiamo un'area di scarico che non è adeguata, che è quella di via Von Broek, per amor di Dio, che assolutamente non è attrattiva per le persone, per i camperisti che vengono da fuori, che vanno là solo lo stretto necessario per appunto usufruire del servizio di scarico. Però realizzarla là, appunto in un'area pubblica, comunque come dicevo prima, con servizi a pagamento, potrebbe essere un plus per la città. Ok, abbiamo, non so se Bernardo vuole chiudere, vuol dire qualche cosa, anche perché... Sì, lì probabilmente ci sono molti camper triestini, ecco, certo, l'obiettivo è... Difatti. Sì, diciamo che quelli che abbiamo visto hanno quasi tutti targa italiana o anche triestina, però sicuramente nelle stagioni alte, nell'alta stagione, si affolla di veicoli questo parcheggio, non solo dei circoli qua vicino che ne usano molto Park Bovedo, ma anche i tanti che scelgono Trieste come meta balneare, chi da Trieste stessa o chi da fuori, e quindi d'estate si vedono molte più targhe straniere sia per i camper che le automobili. Ci sposteremo adesso, già lo anticipo, verso la zona del municipio e Piazza della Borsa, perché alle 9 comincerà una commissione consigliare
parlare. Il tema è più tecnico che, diciamo, è un tema tecnico perché riguarda aspetti interni alla macchina amministrativa, però alle 9:30, se non sbaglio, dovrebbe esserci l'inizio di un corteo di Friday for Future, e quindi andremo a vedere anche se già un po' prima riusciamo a cogliere anche qualche persona che ci vuole parlare a microfono. Ci risentiremo dopo. Ok, grazie Bernardo Gullotta, c'è una telefonata. Buongiorno. Buongiorno, sono in linea? Sì, prego. Dottor Bosatti, buongiorno a lei e al suo ospite. Buongiorno. Io vorrei riportare il discorso sul lavoro. Allora voglio di nuovo richiamare l'articolo di neanche un mese fa, di un paio di settimane fa, di Roberto Morelli in riferimento all'extradoganalità. Allora, basta una semplice comunicazione del Ministero degli Affari Interni o al commissario di governo e si estende il punto franco. Allora, è mai possibile che la politica deve sempre prendere in giro la gente? Mi scusi dei toni forti che uso, ma è così. È dal 1947 che esiste il territorio libero di Trieste con tutti i suoi allegati. Siamo derubati quotidianamente e tutti stanno zitti. Ma come si può credere in un paese, non in un paese, perché l'Italia è il più bel paese del mondo a mio giudizio, come si può credere in una classe politica che prende in giro i cittadini? Il signor Meni sa benissimo di cosa parlo, perché l'ho già incontrato qualche anno fa, sa benissimo. Perché non comincia Menis a raccontare la verità su Trieste? Ma io le rispondo come ogni volta quando interviene. Mi permetta ancora una cosa, non è una mia ideologia, non è una mia teoria. È scritto, sono leggi e Costituzione italiana. Tirate fuori le leggi e la Costituzione italiana. No, non c'è niente da ridere, Menis. No, ma io le rispondo come ogni volta quando interviene su questo argomento. Io sono d'accordo. Ma intervengo. Lei interviene sempre. Allora, faccia rispondere Menis, perché tanto sappiamo dove va a parare, per cui è inutile anche andare avanti. No, ma io, cioè, nel senso, concordo fino a un certo punto con l'intervento del telespettatore, nel senso che siamo stati i primi nel 2013, se ne ricordo, a portare il tema del punto franco e dell'attuazione del punto franco in base alla legge 84-94 sulla portualità, legge italiana. E abbiamo portato in Consiglio Comunale il tema grazie anche ai movimenti indipendentisti triestini. Quindi quando si parla di attuazione del punto franco internazionale, di tutte le prerogative, io sono pienamente d'accordo. E sono tanto d'accordo quanto abbiamo visto alcune settimane fa come MSC ha chiesto, tra le varie condizioni per l'acquisto dell'area Wärtsilä, l'attuazione del punto franco internazionale in quel territorio. Su questo mi trova al 110%, parlando di percentuali da super bonus, d'accordo. Quando invece parliamo di territorio libero di Trieste, cioè io non vedo come si possa attuare una istituzione di questo genere se non appunto, mi dispiace dirlo, con interventi autoritari, cioè nel senso bisognerebbe, come dire, prendere armi e bagagli e dire, no, mettersi al confine a Monfalcone e dire attuiamo il territorio libero di Trieste, siamo indipendenti. Io non credo che questa sia una strada opportuna, ecco. Abbiamo ancora una telefonata in linea, però siamo al termine dello spazio per Paolo Menis. Io chiedo a chi è in linea di essere breve, così riusciamo poi anche ad avere la risposta altrettanto breve. Buongiorno. Sì, buongiorno, sono Luigi. Prego. Volevo solo intervenire dicendo due cose. Ecco, già Una dei camper, sono camperista da 40 anni e ci vorrebbe un posto camper attrezzato in maniera che uno possa mettersi lì, avere carico, scarico, visto che si pagano 12 euro, e io dico in certi posti di certi comuni, a parte gratis, ma si pagano 10 euro e si hanno tutti i servizi assolutamente, ed è una cosa che attira moltissimo. Okay. Un'altra situazione, se scusate, il vostro inviato
si ferma davanti alla capitaneria all'ingresso del molo quarto e si parcheggia sul muro della capitaneria. Là vedrà che ci sono 3 addirittura. Io ho preso 18 euro perché c'è e quelli del porto e in più c'è, ecco, è assolutamente un imbroglio, perché un turista, parlo con l'Easy Park, perché l'Easy Park si ferma lì, le dà 3 posizioni e quindi è una truffa per i turisti. Scusate, buona giornata. Forse anche magari... Sì, quest'ultimo non è il problema dell'app, è il problema che ci sono aree troppo vicine con gestori diversi, sono d'accordo. Poi anche grazie per il suggerimento sull'area camper, che comunque conferma che c'è la necessità. La scorsa estate mi trovavo ad Alberobello e proprio vicino al centro storico c'era una bellissima area camper attrezzata. Allora, andiamo in pubblicità. Grazie a Paolo Menis, coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle, per essere stato con noi. Buon lavoro. Grazie. Anche a voi. Dopo la pubblicità cambiamo ospite. Allora, eccoci in compagnia del secondo ospite di questa mattina, che è Giorgio Cecco, del direttivo di Idea Giuliana, ma anche consigliere della quinta circoscrizione. Allora, intanto Cecco, che cos'è Idea Giuliana? Così diamo anche un'idea. Chiedo scusa per il gioco di parole. Ho visto gli Oblivion ieri, mi è rimasto un po' di questo. Ma Idea Giuliana è un contenitore, un cognitore di idee, di progetti, lo dice il nome stesso, nell'ambito ovviamente giuliano, quello che si può considerare la ex provincia di Trieste, quindi sul nostro territorio. È diciamo, un momento di incontro che vogliamo avere appunto con tutte le realtà presenti sul territorio, con i cittadini ovviamente, e le realtà presenti sul territorio sia associative che sportive piuttosto che economiche eccetera, ma in primis appunto con i cittadini per un dialogo continuo. Infatti noi saremo presenti il più possibile appunto anche nei rioni, nei quartieri cittadini. Fra l'altro hanno aderito oltre al sottoscritto in tutto 6 consiglieri circoscrizionali già a questa nostra associazione, più ovviamente a Carlo Grilli, consigliere regionale, poi consiglieri comunali, per cui abbiamo comunque anche un rapporto diretto con quella che è l'amministrazione della città e del territorio. Questo è già un punto importante. Non è che dobbiamo costruire tutto da zero, quindi abbiamo già una accortezza di quelle che sono le priorità e siamo già presenti nella prima linea dell'amministrazione, che sono appunto circoscrizioni, comune eccetera, e poi a livello regionale ovviamente. È trasversale, come posso dire, non è corretta come definizione? Allora diciamo che è sicuramente inclusivo, aperto, un'associazione inclusiva aperta. Chiaramente ovviamente l'area politica è quella di centro-centrodestra. Noi se ragioniamo su un termine politico c'è un dialogo più semplice, più già iniziale con questa parte di area politica, ma torno a ripetere, siamo comunque un'associazione aperta, ma un'associazione civica, cioè noi, la nostra base è quella appunto del civismo, quindi ci basiamo su quello che è il rapporto diretto con i cittadini, anche con un principio proprio delle associazioni, che è quello di sussidiarietà, quindi far partire dal territorio poi progetti, idee, però con un dialogo continuo anche con le istituzioni. Per questo è importante anche avere già dei rappresentanti all'interno di quello che è l'amministrazione pubblica. Allora, c'è una telefonata in linea, buongiorno. Buongiorno. Prego. Volevo chiederle, invitate sempre il sindaco di Trieste e la sindaca di Monfalcone, e il sindaco di Berna mai, non vale niente, abbiamo tutti i giardini dei parco giochi tutti rotti, il vialetto in mezzo alla strada è rotto, che chi cammina povero con quelle carrozzelle, i vecchi, non possono camminare, è una vergogna. Lo inviti pure, perché abito proprio vicino e non si fa vedere da nessuno.
solo con la Slovenia lui. Che vada a vedere in Slovenia come sono i parchi giochi dei bambini, tutti belli anche al coperto, qua è tutto rotolo, senza le altalene, è una vergogna. Ok. Grazie, buongiorno. Grazie, poi se la prende con noi, insomma. Poi mi sembra che sia spesso presente a Tele4 il Sì, sindaco di viene Berna. molto spesso anche Sì. a Sveglia Trieste, Sì, insomma, quindi, per cui, insomma, vabbè, dopo poi ognuno- mi sa, anche certi toni che Sì, a me insomma, mi infastidiscono, se devo essere sincero, ci sta un perché po' sembra che sia tutto. colpa nostra, Sì, no, ma vabbè, quindi si dia una Vabbè, calmata. comunque Allora, è un ecco, mandamento che ovviamente non è di mia competenza. molti telespettatori prima hanno scritto, io adesso faccio un po' una sorta di riassunto, insomma si parla molto di questo 110%, i cappotti, eccetera. Qui magari sfregolo un pochettino anche l'esperienza ecologista, l'esperienza ecologista ma anche e credo anche professionale, professionale poi, sì. no? No, allora magari c'è una telefonata in linea, teniamoci questo ragionamento magari più avanti, ma diamo spazio ai telespettatori. Buongiorno. Buongiorno Bosatti, buongiorno a lei e a Cecco. Buongiorno. A Nivea. Prego. Allora, Buongiorno, Nivea. Cecco, visto che non parlo col consigliere circoscrizionale, ma parlo per quella nuova associazione che avete fatto con Cason, Grilli ed altro. Allora, io l'altro giorno, proprio per esigenze estreme, ho dovuto parcheggiare l'altra settimana al Silos. È la seconda volta che parcheggio al Silos in vita mia, anche se parcheggio sempre a pagamento. È un disastro veramente. Allora, lei parcheggia, a parte il fatto che nei piani c'è un buio tremendo e con tutto quello che gira all'intorno non è che uno si senta proprio sicuro, ecco. Esce da una porta, si trova in un quadrato di cemento con 3 porte antifuoco su cui non ci sono indicazioni, non so, uscita, ascensore, parcheggio, niente. Lei si trova lì, si trova ad aprire 1, 2, 3 porte per vedere dove passare. Dietro quelle porte, anche dove ci possono essere delle sorprese, no? Ti ritrovi in un quadrato, no? E non sai dove andare. Oltretutto, per pagare il parcheggio le macchinette non funzionano. Da una parte solo con carte di credito e bancomat. Io ho il bancomat e lo uso molto spesso, però devo mettere il PIN, e non ho il bancomat di quelli che si appoggiano e va avanti così, eccolo. E veramente con cartelli provvisori che ti dicono di pagare da una parte, di pagare dall'altra. Ho trovato una signora che faceva le pulizie esterne, gentilissima, empatica, che mi ha indicato, ho dovuto dall'uscita dove escono i bus di linea, ho dovuto andare fino in via Flavio Gioia per pagare con le monete. Veramente non so se per 2,10 euro all'ora penso che la SABA dovrebbe interessarsi di più per la sicurezza e per le indicazioni, perché veramente è un disastro. Ci sono anche le impalcature adesso fuori in via Flavio Gioia, per cui è ancora più pericoloso passare, perché nessuno vede dove sei, cosa fai, non hai una vista, eccolo. In più, volevo dire, l'altro giorno c'era un consigliere comunale, e non dico il nome, per educazione, no? Che ha detto che lui non crede che la SABA abbia dei parcheggi sulle strade. Allora io dico, in piazza Oberdan, in via Cicerone, in piazza Giotti, in Forulpiano, piazza Ospedale, lì ci sono tutti i parcheggi esterni della SABA. Mi sembra strano che un consigliere comunale non sappia questo, dove ci sono i parcheggi dell'Esatto, della SABA, quelli del Parco San Giusto, non so, veramente bisognerebbe dare proprio e anche una cosa, e poi finisco, Bosatti. Ha detto il sindaco l'altra settimana che verrà anche un parcheggio coperto costruito in Porto Vecchio. Allora io l'ho detto a questo consigliere che bisognerebbe mettere un protocollo etico alla SABA, perché non si possono pagare 2,10 € all'ora senza avere nessun servizio e in questa maniera.
e a parte fatto le frazioni d'ora. Ecco, perciò come area giuliana vorrei che lei si interessasse a questi progetti che per me sono equi. Grazie. Solo una cosa, signora Rivera, non ha messo giù? C'è ancora? No, ha messo giù. No, 2,10 euro all'ora, secondo me non sta né in cielo né in terra. Ecco, allora, devo dire la verità, io non uso, a parte uso pochissimo il parcheggio perché giro molto a piedi o eventualmente con le 2 ruote, per cui il parcheggio lo uso veramente poco. Fra l'altro il parcheggio del Silos me lo ricordo perché quando ero abbastanza giovane, devo dire la verità, la progettazione degli impianti l'avevo partecipato appunto a progettazione degli impianti, per cui lo conosco. Senta che adesso se la prenderanno sì, adesso con lei. Sono passati anche tanti anni, vabbè. Però poi comprendiamo sicuramente spunto da queste osservazioni che ha fatto la signora Nivea e magari vediamo un attimo di capire meglio la situazione. Certo, se è così qualcosa bisogna fare. Poi chiaramente abbiamo già avuto delle segnalazioni per quanto riguarda la difficoltà in alcune zone, perché magari in una via c'è un gestore dei parcheggi è un discorso via, che si sta via d'altra, e questo magari, adesso io non so come funzionano in questo caso gli appalti eccetera, però insomma magari quantomeno appunto un prontario che sia uguale per tutti e una gestione uguale. Sul Silos, sicuramente 2,10 euro all'ora è una cifra abbastanza alta, chiaro, è un parcheggio coperto, centrale, eccetera, eccetera, però sicuramente è una tariffa abbastanza secondo me elevata. È una cifra Poi volgare. Se effettivamente, come dice signora, non c'è neanche questo servizio, magari vediamo un attimo, ecco, prendiamo l'attenzione su questo. Sì. Col che siamo arrivati giusti alle 9:15, che è l'orario della pubblicità, quindi proprio perfetti. Allora, dunque c'è il consueto affastellamento tra telefonate, collegamenti esterni eccetera, però stavolta chiediamo a chi è in linea di avere un pochettino di pazienza, perché Bernardo Gulotta ci chiede appunto la linea con una certa urgenza da Piazza Unità, da dove è prevista la partenza di un corteo di Friday for Future, per cui diamo subito la linea a Bernardo Gulotta, al suo ospite. Di nuovo buongiorno Umberto, buongiorno Giorgio Cecchi, telespettatori, siamo in compagnia di Pietro, tra poco comincerà il corteo di Friday for Future. Volevo domandare i motivi perché vi spingono a tornare in piazza, se qualcosa è cambiato da quando avete cominciato con le vostre proteste. Intanto buon giorno a tutti. Sì, allora c'è il motivo che ci spinge a continuare a scendere in piazza, è il tema appunto che è appunto il tema di riprendersi il futuro. Infatti lo slogan della manifestazione è riprendiamoci il futuro, perché noi vediamo minacciato sia dalla crisi climatica sia anche dall'approccio al contesto internazionale, cioè continuano a scoppiare guerre, non le si risolve, c'è un problema molto importante che è il cambiamento climatico, che si può affrontare solo con la diplomazia e con la cooperazione internazionale, invece c'è una frammentazione sempre maggiore. E poi c'è appunto il tema della transizione ecologica, che probabilmente nella legislatura europea che sta arrivando potrebbero venire cancellate delle insufficienti leggi che sono state approvate, perché potrebbe imporsi una maggioranza politica opposta a quella attuale, comunque erano insufficienti, e poi si parla soprattutto di spostare risorse dall'ambiente alle spese militari, e questo ci preoccupa tanto, anche sia per ovvie ragioni, perché siamo ovviamente tutti i cittadini siamo sempre più preoccupati perché continuano a scoppiare guerre, c'è la paura che prima o poi ci coinvolgano, e poi perché sappiamo che è una priorità questa qua del cambiamento climatico, e se l'attenzione si continua a spostare su altre cose,
si continua a parlare sempre meno di cambiamento climatico e in maniera sempre peggiore, allora sì, la situazione rischia di ulteriormente peggiorare, mentre noi dobbiamo agire ora per rimanere entro il limite di 1,5 gradi prima dell'era preindustriale, invece continuando così andiamo addirittura sopra i 2,5. Quindi bisogna agire ora, e questo è il messaggio principale, e tornare alle priorità, quindi ad affrontare i molteplici aspetti di appunto questo cambiamento climatico e della transizione ecologica, che non deve aumentare le disuguaglianze sociali, e serve tornare ad un mondo in cui si collabora per affrontare questo problema comune, perché divisi non si va da nessuna parte. Domando solo un'altra cosa, cioè se la vostra è fondamentalmente una battaglia su temi globali. Volevo capire se voi che siete qui a Trieste declinate anche sul territorio o comunale o regionale qualcosa di specifico, cioè non va bene qualcosa in un territorio, non va bene una spesa di un determinato tipo di questa amministrazione, cioè sì. C'è qualcosa di locale nella vostra protesta? Abbiamo fatto un documento di proposte sui molteplici aspetti di questa transizione ecologica, sia a livello nazionale sia a livello regionale, e poi ovviamente a livello locale siamo attivi insieme ai comitati contro, ad esempio contro l'ovovia, che secondo me non è stata fatta ascoltando, non verrà fatta ascoltando i cittadini, e ha degli aspetti molto critici, e si potrebbe invece invece bisognerebbe andare in un'altra direzione, e poi altre battaglie territoriali, ovviamente, dalla espansione della Siottal, che ormai si farà, pensiamo, però comunque ci siamo battuti contro, ad esempio la questione della pineta di Cattinara e altre battaglie territoriali. Grazie per averci spiegato un po' la situazione. Umberto, la manifestazione prenderà il via tra poco, seguirà un percorso cittadino che arriverà fino al giardino pubblico circa, poi saremo più precisi in quello che è l'itinerario. Come vedete si sta un po' tutto preparando, alle spalle delle telecamere un vasto dispiegamento di forze dell'ordine tra polizia locale e carabinieri a presidio di Piazza della Borsa, dove come state vedendo sta prendendo il via questa mattina il corteo, fondamentalmente questo momento di protesta del gruppo di Friday for Future, che come detto avrà il suo inizio tra poco, fra 5 minuti, attorno alle 9:30, almeno quello che era stato anticipato come inizio è proprio tra 5 minuti. Abbiamo colto l'opportunità di richiedere al gruppo un referente che potesse parlare con noi in collegamento in diretta. A voi. Grazie Bernardo, c'è la telefonata in linea che sta aspettando. Buongiorno. Pronto? Messo giù, è caduto. Allora, se posso su questa cosa, come no? Prego. Una battuta. No, siccome io devo dire la verità, a me piace molto quando c'è un impegno dei giovani sulle tematiche ambientali, sull'ecologia in genere, no? Assolutamente. Noi abbiamo fatto anche, qua mi metto un po' il cappello da ecologista, da fare ambiente, abbiamo fatto anche parecchi interventi nelle scuole, sia nelle scuole elementari di sensibilizzazione con piantumazione alberi eccetera, sia anche nelle scuole superiori. Devo dire la verità, ci sono anche molti ragazzi preparati, effettivamente c'è da lavorare ancora molto, sicuramente portare l'educazione ambientale nelle scuole è importante. Dico, piace molto l'impegno dei giovani, però devo dire la verità, questi giovani che poi vanno in piazza a scioperare anche oggi, io non li ho mai visti quando facciamo le manifestazioni di sensibilizzazione ambientale, pulizie in carso piuttosto che pulizie fondali, c'è proprio attività pratica sul territorio. Noi abbiamo diversi giovani, ma questi che vanno a manifestare mediamente non li vediamo. Fra l'altro, dalle parole del rappresentante di questi ragazzi ha sempre parlato contro qualcosa,
mai su qualcosa di positivo, di propositivo. Allora è facile parlare contro questo, contro quell'altro. Alla fine io direi confrontiamo con i giovani, che è importantissimo, ma con proposte concrete. Ecco, questo Sentiamo la prossima, ha lanciato un carico non da poco. Sentiamo la prossima telefonata. Buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Mi chiamo Marta. Io volevo chiedere al suo ospite cosa ne pensa del terrapieno di Barcola, che probabilmente verrà cementificato, togliendo tutta quella zona dove la fauna e la flora si sono sviluppate in maniera equilibrata, e praticamente diventerà di nuovo perché non si possono poi piantare altri alberi quando si cementifica quella zona, perché è una zona con problemi di inquinamento. Ok. Quindi volevo sapere cosa ne pensa, perché si viene a interrompere un ecosistema meraviglioso di uccelli che nidificano, di api che impollinano, e noi sappiamo quanto importante sia questo per il futuro anche dei nostri figli. Ok, grazie signora. Volevo sapere un parere. Sì, grazie signora. Io credo che, allora, innanzitutto dovrei vedere, e che devo dire la verità, non l'ho visto, ma perché probabilmente ancora non c'è un progetto definitivo dell'area. Sicuramente è un'area che secondo me va anche messa a disposizione della popolazione, sicuramente sono previste delle attività anche per i giovani, ludiche, eccetera. Questo è secondo me comunque importante. È chiaro che nel progetto è bene salvaguardare quello che è un attimo l'habitat naturale. È anche vero che però bisogna trovare un giusto compromesso. Io le faccio un esempio: mi ricordo a suo tempo quando è stata fatta e progettata la baia di Sistiana, diciamo che avevamo tanti contrari a quell'insediamento, quando era comunque invasa da topi o famose pantigane, come vogliamo dire, è un'area completamente abbandonata. Quindi io credo che bisogna trovare il giusto equilibrio fra quello che può essere un servizio comunque per tutti e un mantenimento e tutela di quello che è l'habitat del territorio. Quindi approfondiremo questo tema sicuramente anche dal punto di vista associativo, ma credo che a lasciarlo così come sta non va comunque bene. Allora, intanto ci confermano anche via mail, non che avessi dubbi, però che effettivamente il costo all'ora per il silos è di 2,10 euro, e poi c'è una signora che dice, vediamo se la becca, forse sì, ecco, è sconcertante che siano i cittadini che usufruiscono degli stalli a pagamento a sollevare il problema e la confusione che creano i gestori attigui. È avvilente che non si faccia nulla per migliorare il parcheggio del silos quando è facilmente constatabile quanto sia buio, siano strettissime le rampe di accesso e uscita e lo spazio per le auto sia minimo. In comune non c'è nessuno che può avere il compito di controllare, che poi insomma, per certi aspetti, per renderlo anche un po' più piacevole, basterebbe anche dargli un amande bianco, insomma, o comunque poi magari pitturare con dei colori, valutare l'illuminazione, altre cose. Certo, sono dei costi da capire un attimo, insomma. Però insomma con 2,10 euro all'ora cercheremo di approfondire questo argomento. Perché veramente secondo me 2,10 euro all'ora, il che significa che se uno parcheggia un'ora e un minuto ne paga 4,20, seppure non ci sono, credo sia soprattutto un prezzo, se vogliamo togliere le macchine dal centro. Io credo che sia un prezzo volgare, se posso dire. Allora, 9:30, pubblicità, poi torniamo ancora una mezz'oretta insieme a Giorgio Cecco. Mio fiore. Allora, eccoci di nuovo in studio con Giorgio Cecco, che fa parte del direttivo di Idea Giuliana, ma è anche consigliere circoscrizionale nella 5ª circoscrizione. C'è subito una telefonata. Buongiorno. Buongiorno Mosazzi, buongiorno al suo ospite. Prego. Ne ho sentite di tutti i colori oggi, a povera Trieste. Allora, via Frausin, come mai
come mai la sovrintendenza ha permesso l'abbattimento di quell'edificio? Uno. Poi parliamo di parcheggi, perché noi come parcheggi, adesso la differenza della zona o come, tra differenza di Udine e Trieste c'è quasi la metà del costo a Udine rispetto a Trieste? Poi parlo un'altra cosa, quei ragazzi che sono in piazza, che stanno facendo la manifestazione, non ho arrivato a capire bene che manifestazione fanno, per la guerra, per il clima, per la Meloni, ma cosa fanno? Cioè, dovrebbero dar contro alle grandi multinazionali che sono quelle che invitano a fare questo, perché io da cittadino, da persona intelligente, ascolto quelli che hanno studiato, però qualcuno mi fa vedere che quello che ha studiato è un po' deficiente, perché il clima cambia a colpa nostra. Quindi andando a fare una breve ricerca si può capire quale sia la verità, cosa che qualcuno dovrebbe farla onestamente, non sempre lasciarsi coinvolgere da questo cambiamento climatico. Ieri ho visto su Facebook una fotografia dove dice prima era così, adesso oggi ha nevicato. Mi ricordo, e non sono tanto vecchio, che negli anni 80, credo 5, no? Ci siano stati alcuni morti per freddo in maggio perché aveva nevicato in Carso. C'erano dei cosiddetti clandestini che arrivavano a Trieste e sono stati soccorsi dalla nostra corriera, la 51, e si sono messi dentro, però 2 non ce l'hanno fatta. Eravamo in maggio. Quindi praticamente diamo la colpa di chi è la colpa. Dicono che, quelli che hanno studiato, che la colpa è del sole, non della CO2 che noi forniamo. Cioè dopo andiamo avanti a parlare, andiamo in piazza a fare manifestazioni. E poi ho visto manifestazioni, ci sono le bandiere della Palestina, le bandiere di quella, la bandiera di quella. Cominciate a fare una bella grande bandiera contro l'America, che l'America è quella che fa tutte queste grandi problematiche di guerre e altro. Noi non c'entriamo con le guerre, siamo coinvolti con loro per le guerre. Bisogna mettere un momentino dei pali fermi. Arrivederci, buongiorno. Grazie siate brevi per cortesia, stiamo su un massimo di 2 minuti perché sennò non ne veniamo fuori. Se mi permetti 2 battute su via Frausin a questo punto. Sì, perché, sì. Allora, innanzitutto è chiaro ed evidente, l'abbiamo visto, che c'è stata una forte strumentalizzazione politica su via Frausin e questo è abbastanza chiaro. Poi vorrei così sfatare subito alcuni miti su via Frausin. Innanzitutto l'edificio non era un edificio, ce lo ricordiamo tutti, di gran pregio architettonico, voglio dire, no? E quindi evidentemente non c'era questo vincolo per poter salvaguardare l'edificio stesso. Era assolutamente in degrado e anche da un punto di vista di sicurezza non mi pare che poteva dare dei risultati positivi, almeno che di rimetterlo a posto completamente, ma forse valeva la pena piuttosto rifarlo di sana pianta, come stanno facendo. Il progetto della palestra è un progetto che me lo ricordo da almeno 20 anni, penso forse anche di più, quindi non è una cosa nuova che è arrivata adesso. Poi, proprio per andare avanti a sfatare i miti, non stiamo parlando di un progetto di speculazione edilizia per fare un condominio e attività commerciali, facciamo una palestra di servizio alla collettività. Certo verrà utilizzata, a quanto sembra, da buona parte da un'associazione sportiva, una società sportiva che comunque vanta parecchie centinaia, non so, 700-800 atleti, fra l'altro tutti giovani, con dei risvolti a livello non solo nazionale ma internazionale importanti, e a quanto ha detto anche fra l'altro stesso assessore Lodi, non viene bloccato l'utilizzo esclusivamente per quell'attività là. Ci saranno sicuramente altre discipline sportive previste all'interno
e anche l'apertura agli istituti scolastici per fare l'attività in palestra, quindi non è che è una cosa esclusiva. Un'altra cosa che vorrei evidenziare è anche il discorso del parcheggio. Sì, c'è questa previsione del parcheggio, che ovviamente sarà un parcheggio interato e quindi non andrà a influire, a parte il periodo ovviamente dei lavori, sul ricreatorio, ma è anche vero, io in questi giorni mi sono più volte sentito e confrontato anche col presidente della ginnastica artistica, il quale mi diceva che in realtà la sua necessità non c'è per quanto riguarda i posti auto, perché lui è già coperto da quel punto di vista, quindi probabilmente servirà per altro, non per l'attività quotidiana della società sportiva, quindi anche questo è da valutare. Fra l'altro il progetto definitivo non c'è ancora, quindi non l'abbiamo visto, quindi vorremmo vederlo. Certo c'è un impatto, qua torno a rimettermi il cappello da ecologista, c'è un impatto sicuramente per quanto riguarda l'impatto ambientale, però non è che prima c'era questo grande. Poi fra l'altro, devo dire la verità, alcune proposte alternative che hanno fatto i comitati, soprattutto una assolutamente non mi piace, che è quella di Piazzale delle Puglie, perché andare comunque a costruire dove non c'è, costruire un edificio in Piazzale delle Puglie, che invece c'è un parcheggio molto, molto utilizzato e che i residenti hanno necessità di quel parcheggio, fra l'altro ancora di più quando verrà riqualificato e risistemato il campo Ferrini, sarà la necessità di avere un parcheggio. Io piuttosto valuterei in quel parcheggio di magari piantumare, come si usa in molti parcheggi, a piantumare un po' di alberi fra un stallo e l'altro. Fra l'altro c'è stata anche, per quanto riguarda la circoscrizione, non una bellissima figura da parte sia del centro-sinistra, ma soprattutto mi ha lasciato abbastanza basito il comportamento del Presidente, che nell'ultimo Consiglio c'era da votare la variante al piano regolatore proprio su questa tematica e ha fatto cadere il numero legale uscita dall'Aula, cosa che generalmente si usa a fare in momenti come questi. Fatto dalla Presidente non è un bel gesto di rispetto nei riguardi del Consiglio, perché se è giusto, l'abbiamo fatto, sentire i comitati, i cittadini, abbiamo fatto anche l'assemblea pubblica, dopo è chiaro che il comitato fa il suo lavoro, il suo mestiere, è giusto che lo faccia e li abbiamo ascoltati. Anche personalmente ho dialogato più volte con i rappresentanti del comitato e a parte alcune situazioni un po' così sono comunque stati molto ragionevoli, abbiamo ragionato da questo punto di vista. Certo che la sinistra continua a dire che loro rappresentano la maggior parte dei cittadini di San Giacomo e magari anche 52.000 cittadini della quinta circoscrizione, mi pare che proprio non sia così. Ecco, questo è una battuta che me la devo farla. Ecco. Sentiamo la prossima telefonata. Buongiorno. Pronto? Prego. Volevo chiedere, no? Il caos che si è creato l'altra settimana all'uscita per entrare in autostrada per Ponte Battuto, si creerà anche domani e domenica o hanno risolto qualcosa? No. Cioè, so che il ponte hanno detto dovrà essere abbattuto, però in questo periodo, 4 mesi con queste problematiche che avremo per uscire e entrare a Trieste, potevano fare delle impalcature, credo che non sarebbe crollato in 4 mesi con quel bel tempo. Volevo sapere appunto se ci date notizie, se c'è il traffico scorre o se sarà sempre i soliti problemi. Grazie. Allora, come abbiamo spiegato anche nei nostri servizi, per questi 4 mesi di lavoro rimane chiuso soltanto lo svincolo, non il tratto autostradale. Il tratto autostradale dovrà essere chiuso ancora per 3 volte nel corso di questi 4 mesi, però sarà chiuso in orari tali da di notte, insomma, in orari tali da non impattare come ha impattato domenica scorsa con
sul traffico domenicale, ecco, insomma. Quindi questa è la cosa. Dureranno parecchio questi lavori e io poi sono dell'idea che se una realtà come Friuli Venezia Giulia Strade decide di procedere in modo così drastico, non è che con 2 impalcature si risolvono i problemi. Si vede che il problema veramente c'è, perché se non avessero messo in considerazione tutto quello che poi c'è, non credo sia un problema semplice che si poteva risolvere. Di sicurezza importante sicuramente. Ci saranno poi anche, per esempio, in questo fine settimana, ma soltanto di notte, se non mi sbaglio, sempre sarà chiusa anche, diciamo così, l'uscita Monfalcone Est dell'autostrada, ma magari saremo più precisi domani su questo. Però, ripeto, per quanto riguarda, me ne sono occupato io domenica, per quanto riguarda il caos, diciamo, ponte sul cavalcavia, l'autostrada è stata riaperta, ci sono 4 mesi di lavori. Forse lì è stato comunicato anche un pochettino male, magari, ma non sono 4 mesi di lavori senza il tratto dell'autostrada. Ecco, questo è il problema, insomma. Sì, spesso il problema, scusa, che nasce dal fatto, appunto, come dicevi tu, spesso della informazione forse data in maniera... Parliamoci chiaro, domenica è successo quello che è successo. C'è un allineamento dei pianeti col bel tempo, con tutto. Domenica, credo che nessuno avrebbe supposto che la domenica di, cos'era, il 14 aprile fosse una domenica tipo quasi da agosto, quindi anche questo che poi qualcuno si sia anche messo in viaggio immaginando che avrebbe potuto trovare, questo anche in questo caso è un altro discorso. Torniamo invece, avevamo incominciato ad affrontare il problema questo dei cappotti e del 110%. Sì. Era immaginabile che, diciamola così, scoppiasse il bubbone? Ma io credo di sì. Allora io ho seguito, adesso io non mi occupo più professionalmente di gestione dei patrimoni immobiliari, ma l'ho fatto per diversi anni, oltre ad avere l'impresa che faceva interventi a livello edile. Quindi mi sono un po', non sono stato dentro alla materia dal punto di vista professionale, ma l'ho seguita anche come associazione, eccetera. Diciamo che io sono sempre stato dall'inizio favorevole a quello che è l'intervento sul patrimonio immobiliare, perché ovviamente se riusciamo ad avere un risparmio energetico importante è fondamentale. Noi parliamo sempre di sostituire caldaie piuttosto che fare interventi per il problema climatico, però alla fine è molto importante lavorare proprio sul risparmio energetico, perché effettivamente lo abbiamo visto, al di là di tutto il discorso ambientale, che è ovvio e che c'è la materia che mi piace di più seguire, eccetera, ma c'è un discorso economico. L'abbiamo visto cosa è successo quando avevamo delle difficoltà di approvvigionamento per quanto riguarda l'energia, no? Sì. Ecco, non siamo assolutamente autonomi, dobbiamo dipendere dagli altri. Chiaramente se noi abbiamo bisogno di avere un'energia 100, quando invece basterebbe avere 70, cambia un po' le carte in tavola. Quindi lavorare sul piano energetico è importantissimo. È stata gestita piuttosto male la cosa, nel senso che ovviamente è diventato più che altro un business. Ci sono inventate nuove realtà imprenditoriali, perché sono nate tante imprese, proprio perché c'era alla base questo business del 110, fra l'altro, quindi superava addirittura gli importi di spesa per coprire ovviamente altre cose, e quindi assolutamente poi con delle norme, dei regolamenti non sempre chiari, dove appunto abbiamo trovato anche i soliti un po' furbetti del quartiere, e poi gestioni di cantieri non fatte al meglio. Io devo dire la verità, personalmente ero entrato in questo meccanismo perché dovevamo fare anche noi in casa
E poi abbiamo rinunciato perché effettivamente, uno, era difficile trovare le imprese serie che lo facessero il lavoro, due, poi non c'era più il discorso del credito, quindi diventava tutto molto molto complesso e quindi abbiamo deciso di magari fare altri interventi di altro tipo. Credo che è bene andare avanti sul discorso appunto del risparmio energetico, sicuramente gestita in maniera diversa. Io devo dire la verità, insieme a una serie di professionisti, ancora negli anni 80 avevamo un po' impostato a livello regionale la prima legge sul risparmio energetico, perché ricordo che il Friuli Venezia Giulia su questo è sempre stato una regione pilota su queste cose e già all'epoca ha avuto un riscontro molto molto buono, devo dire la verità. Quindi è una strada sicuramente che non nasce ieri, ma che nasce, torno a ripetere, addirittura negli anni 70, quella prima legge 373 sul risparmio energetico, cose che io ovviamente professionalmente ho seguito già dall'epoca, e quindi c'è un percorso che negli ultimi anni, ma già dall'epoca, si è avviato e che deve essere virtuoso e non deve passare attraverso ovviamente degli interessi di business diversi da quelli che può essere l'impresa normale, che ovviamente deve avere un suo tornaconto economico. Molti dicono, siccome adesso diciamo che la polemica politica in genere viene, come dire, scatenata contro il Movimento 5 Stelle, dice che però molti fanno notare che venne approvata comunque da tutto il Parlamento. Sì, perché di base la cosa, come ho detto prima, era interessante, importante. Poi è stata gestita malissimo questo discorso, no? Credo che tante volte è importante, al di là, una volta fatta la norma, poi intanto è importante fare dei regolamenti attuativi seri e che diano delle risposte serie, ma poi che ci sia anche controlli e la dovuta tutela del consumatore, quindi del cittadino, perché il problema è anche questo, che poi molti cittadini tuttora ci stanno rimettendo soldini perché ovviamente il sistema non era un sistema gestito in maniera adeguata. Allora, dalla regia mi confortano in quello che dicevo, cioè nella notte tra sabato 20 e domenica 21 aprile verrà rifatta la pavimentazione e la segnaletica orizzontali lungo le rampe autostradali di Monfalcone Est, che pertanto verranno chiuse. Però questo è nella notte tra sabato 20 e domenica 21 di aprile. Nella telefonata. Pronto? Buongiorno a lei, suo ospite, sono Prego. Dino. Buongiorno. Volevo intervenire su questo discorso che state facendo sul 110. Cioè, di quello che io ho capito, il governo ha bloccato questo meccanismo perché la BCE non voleva che ci sia lo scambio delle tasse praticamente. Cioè, si poteva identificare quasi una specie di moneta alternativa e quindi questo andava contro i principi della BCE e quindi praticamente è stato bloccato lo scambio dei crediti d'imposta praticamente. Facendo questo però hanno bloccato il mercato perché con i crediti d'imposta si poteva praticamente attivare tutto il meccanismo dello scambio delle merci e dei servizi e in questo modo non è successo e quindi c'è stata una falcidia di ditte che sono fallite perché non avevano più risorse proprio monetarie per tirare avanti e pagare le merci eccetera che avevano acquistato e quindi il disastro è stato pilotato dalla BCE ma la validità del sistema concettuale era abbastanza logico. Volevo solo dire questo e volevo un commento, grazie. Grazie. Sicuramente l'intervento su queste tematiche della Comunità Europea è importante, l'abbiamo visto anche adesso per quanto riguarda gli interventi sugli edifici e per portarli appunto, come dicevo prima, ad avere un risparmio energetico nel corso dei prossimi anni con dei pesantissimi costi per quanto riguarda soprattutto il nostro paese dove
la maggior parte delle abitazioni sono di proprietà, no? Quindi questo è sicuramente la Comunità Europea ha un'influenza pesante da questo punto di vista. È anche vero, come dicevo prima, che però qua è intervenuto anche il governo italiano, perché effettivamente era gestita malissimo la cosa, l'ho detto prima. Dopo torno a ripetere, anche qua bisogna trovare il giusto equilibrio. Io credo che la strada giusta sia quella di andare avanti con la transizione ecologica e quindi tutto quello che è la riqualificazione degli edifici in questi termini, però bisogna anche dare la possibilità ai cittadini di fare questi interventi, perché non è che per obbligarli a fare determinati interventi uno deve vendere la casa perché non ce la fa a farli. Sì. Ecco, quindi ci sono delle cose un attimino da valutare. Io mi ricordo anni fa c'era il problema che nasce proprio con questo sistema, che era quello quando tu dovevi fare una compravendita o affittare un immobile, un appartamento, dovevi avere la famosa certificazione energetica, no? Sì. Ecco, se no non riuscivi a vendere questo appartamento. Ecco là era nato un po' di caos, perché la gente non capiva ma cosa devo fare, come, quando, eccetera. Peraltro la certificazione energetica ha una scadenza, quindi dura, adesso non so le ultime, se sono le ultime, ma mediamente durava 10 anni, dopodiché bisognava comunque rifarla. E sono comunque, per quanto piccoli, sono anche questi costi per chi deve vendere o affittare casa. Ecco, ci sta tutto, per carità, però bisogna avere comunque una visione globale e dare al cittadino non solo costi ma anche servizi da questo punto di vista. Cambiamo un attimo argomento, ci avviciniamo alla conclusione di questa puntata di Sveglia Trieste. Piazza Goldoni è in quinta? Sì, in quinta, okay. Sì. E lì c'è questo problema adesso, allora, come dicevo prima, chiamalo criminalità micro, macro, eccetera. Sì. Credo che anche giovanile, che è molto. Forse. Allora, a me ha fatto molto riflettere una battuta che ha fatto il questore ieri, proprio sì, scusa. Sì. Sì. Che ha fatto proprio a Tele4 una battuta il questore ieri, che diceva che nel 90% dei casi i coltelli usati sono da cucina. Sì. E quindi è un segnale molto, molto, molto significativo questo, perché vuol dire che noi dobbiamo intervenire in casa, intervenire nelle famiglie, perché uno dei problemi importanti sono là. Poi è anche vero che noi ci troviamo, soprattutto negli ultimi anni, in un cambiamento radicale di quello che è la nostra società, perché ovviamente c'è anche per quanto riguarda i giovani, c'è una parte importante di popolazione giovanile che provengono da altri paesi e quindi con un percorso di vita completamente diverso e con anche una cultura diversa da quella che è la nostra. Oltre a questo si aggiungono tutti i minori non accompagnati che sono a spasso per la nostra città, e anche qua bisogna fare una riflessione importante, da una parte per avere una giusta gestione e le giuste risorse per accompagnare questi minori che vogliono restare qui da noi sul nostro territorio, formarsi ed avere una vita di qualità e inserita nel contesto cittadino. Un'altra è invece quelli che se ne vogliono andare e che magari hanno un modo di vedere la vita che è completamente diverso dal nostro e che effettivamente si arriva a delle attività che va bene il disagio giovanile, però poi dall'altra parte c'è un sistema di violenza e di delinquenza che assolutamente va combattuto e bloccato in qualche modo. Qua le forze dell'ordine, devo dire la verità, stanno facendo uno sforzo immane, lo vediamo, sono sempre più presenti sul territorio, ma di certo non basta. Bisogna lavorare moltissimo sulla prevenzione, e qua è giusto la richiesta che ha fatto anche quest'ora, ma poi anche altre entità, di fare un tavolo di concertazione
fra tutti quelli che sono le amministrazioni pubbliche, gli organi di pulizia e anche quello che sono le realtà sul territorio, per lavorare assieme e trovare una quadra a questo problema, che è un problema importante e che si sta accentuando moltissimo. Grazie a Giorgio Cecco per essere stato Grazie con a voi. noi, grazie ai telespettatori che hanno telefonato e che hanno scritto. Vi ricordo che noi abbiamo parecchi appuntamenti oggi, essendo venerdì alle 18 c'è Trieste in diretta, poi Trieste d'Arte, poi il telegiornale delle 19:30 e quindi verso le 21, 21:10 anche l'appuntamento con Ring. Sveglia Trieste torna domani alle ore 7 come sempre. Gli ospiti saranno Serena Pellegrino e Giorgio Rossi. Grazie a tutti, buon proseguimento. Buona giornata. Arrivederci. Perfetto.